Non prendere impegni, segui la tua squadra del cuore. La partita della Calcio Lecco te la raccontiamo noi. In contemporanea con gli incontri dei blu celesti, LCN Stadio ti terrà compagnia con ospiti in studio, collegamenti telefonici, aggiornamenti dai campi della Serie C e del calcio dilettantistico e tante altre esclusive. LCN Stadio, in diretta su leccochannel.it e lcnsport.it. Un cordiale saluto da parte di Stefano Bolotta, una buona domenica per un nuovo appuntamento con LCN Stadio. Gioca il Lecco, a Regamonti Ceppi, ci arrivano le immagini, questo splendido sole che illumina la domenica lecchese e il nostro amato stadio. Benvenuti agli ospiti che vado a presentare per questa Lecco Juventus Under 23. Ben trovato come al solito mister Giulio Invernizzi. Ciao mister. Ciao a tutti. Benvenuto anche a Marco Pirovano. Ciao Marco. Ciao a tutti. Direttore sportivo della Cisanese. Avremo modo poi di conoscerti meglio durante la partita. Saluto anche Fausto Riva, naturalmente come sempre in regia. Vado a leggere subito quelle che sono le formazioni mentre aspettiamo l'ingresso in campo delle due squadre, dopodiché ci collegheremo come tradizione con il nostro Albino Alborghetti dal Rigamonti Ceppi. Andiamo a vedere le formazioni, perché Lecco non ci sono sorprese, insomma mister Gaetano D'Agostino schiera gli 11 che ci si attendeva, con Pissardo in porta, in linea 3 naturalmente con Merlisala, Malgrati e Kautz in grande forma. Seliak e Azzi sono i due esterni con caratteristiche diverse, lo sappiamo, ma giocheranno rispettivamente sulla destra e sulla sinistra. Marotta, Foglia in mezzo con Capogna punta centrale, Iocolano e Dudu Magni a supporto. Per quanto riguarda la Juve Under 23 di Zauli, questi gli 11 effettivi: Nocchi, Olivera, Dabò, Marques, Brighenti, Alcibiade, Capellini, Correia, Rafia, Leone e De Marino. Naturalmente ci sono giocatori di livello che già hanno insomma, si sono affacciati anche sul palcoscenico della Serie A della Coppa Italia a disposizione di mister Andrea Pirlo nella prima squadra. Il direttore di gara di giornata è il signor Ernest Fabrizio Cavaliere di Paola, con assistenti Francesco Rizzotto di Roma 2, Rosario Antonio Grasso di Acireale e quarto ufficiale Julio Milan Silvera di Valdarno. Sento già i rumori familiari, a noi familiari del Regamonti Ceppi. Ciao Albino! Ciao Stefano, ciao a tutti voi! Ciao, una giornata fantastica, si gioca a un orario insolito, 12:30, lo ricordavamo anche con Matteo Bonaccina, che naturalmente sarà lì allo stadio a compiere il suo lavoro anche di fotografo e naturalmente di cronista. Lo sto vedendo lo vedi dalla tribuna. Salutacelo. Parlavamo con lui in settimana, naturalmente un orario insolito, soltanto contro l'Olbia siamo scesi in campo a quest'ora. Albino, ti aspetti che questo orario possa avere un perché nella sfida da Juve di oggi? Ma guarda, potrebbe essere, siccome non è un orario molto consueto, anche per le partite fatte fuori dai canoni abituali, che magari si svolgono di sera o in altri orari del pomeriggio, però si sono preparati bene, per cui alla Juventus mi sembra che ci siano un paio di giocatori che sono tornati da Verona, che erano convocati in 7 per la panchina della Juve, e un paio dovrebbero essere qua, mi sembra Rafia e non mi ricordo chi altro. Ma la giornata è una bella giornata, quindi il campo è in perfette condizioni come sempre, il clima è eccezionale, in uno scenario maestoso che guarda le montagne lecchesi. Direi la giornata più bella per giocare a calcio. Che tipo di partita ti attendi, Albino? Lecco che vuole confermarsi naturalmente dopo la bella vittoria di Piacenza, ritrovare successo in casa dopo il pareggio nell'ultima sfida di Regamonti Ceppi. Guarda Stefano, mi aspetto una partita in leggerezza, spensierata, cioè nel senso che il Lecco deve giocare, perché questa è una buona occasione per vincere la partita come sempre, però deve fare con spensieratezza, senza sentirsi pressato. No, abbiamo visto anche con i risultati di ieri che comunque poi spesso noi giudichiamo i risultati del Lecco in trasferta, quello che abbiamo avuto artista come una catastrofe. Cosa dovrebbe dire il Como di ieri sera, che è una squadraccia? No, praticamente secondo me si trova in testa, ma non ha giocatori di spicco in termini individuali, tranne qualche nometto, e poi voglio dire è andata lì e ha perso in maniera anche difficile. Assolutamente, va bene, vediamo le squadre entrare in campo. Albino, niente, ti lasciamo allora alla partita, buona partita, ti ritroviamo all'intervallo per il commento del primo tempo. Grazie Albino, ciao. Grazie a voi, ciao, buona partita. Grazie, andiamo a leggere quelli che sono allora, li ha citati Albino introducendo i risultati di questa giornata spezzettata su 3 giorni in calendario, da sabato a lunedì 1 marzo. Gianni Arminio Provercelli 1-2, Novara Prosesto 0-0, Pistoiese Albino Leffe 0-0, 1-1 tra Lucchese e Olbia, e la sconfitta della capolista Como sul campo della Pro Patria 2-1
a Busto per i padroni di casa. Quest'oggi Lecco Juventus Under 23, Pergolettese Livorno, Renate Piacenza, altro match da seguire naturalmente con grande importanza alle 15, Grosseto Pontedera alle 17:30. Chiuderà questo turno, che è il 27esimo, Alessandria Carrarese, il posticipo di lunedì 1 marzo. Stanno entrando in campo le squadre, vediamo la Juventus in maglia rossa arancio, insomma, come definirlo questo colore di quest'anno della Juventus. Mister, c'è una occasione per accorciare in classifica davanti comunque quest'oggi per il Lecco? Sicuramente oggi riuscire a fare il risultato, dico risultato, va bene anche un pareggio, però la vittoria sarebbe l'ideale, si porterebbe il Lecco comunque a ridosso delle prime, visto poi la battuta dal resto della capolista, e significherebbe accorciare ancora, poi in previsione anche della partita di mercoledì con il Renate. È una partita importante, una partita che comunque lascia degli spunti, visto l'ottimo secondo tempo contro il Piacenza, di un Lecco in salute, di un Lecco in crescita a livello fisico. Troviamo una squadra giovane, una squadra che correrà molto, organizzata, che giocano veramente bene, giocano spensierati, hanno un impianto di gioco importante, e dobbiamo essere bravi, visto che poi la scelta è quella di giocare con tutti i vecchi, tra virgolette, sì. Dobbiamo essere bravi a far pesare un po' più, diciamo, l'esperienza, la qualità dei nostri giocatori rispetto a una formazione, diciamo, che gioca senza tanti obiettivi in testa, visto che loro fanno un campionato un po', diciamo, a parte, ecco. Se vogliamo così. Vado a chiedere a Marco Pirova, non abbiamo detto che è direttore sportivo della Cisanese, tecnico, scusami, direttore tecnico della Cisanese, naturalmente con una lunga carriera alle spalle da calciatore. Ci racconterai poi, no, nel corso della trasmissione, sei stato anche compagno di Capitan Malgrati, quindi insomma lo conosci bene. Ti volevo chiedere, Marco, cosa pensi, appunto, il mister ha citato il Lecco che gioca ora, nelle ultime partite lo ha fatto, la squadra di D'Agostino, senza fare il minutaggio dei giovani, quindi senza fare valorizzazione dei giovani. Ti trova d'accordo a questo punto della stagione questa scelta? Sì, può essere condivisibile, vedo che comunque i risultati lo stanno pagando, quindi anch'io sono un po' curioso di vedere questa differenza anche di età in campo in una giornata così soleggiata. Sicuramente l'esperienza nella categoria di tutti i giocatori del Lecco propende a pensare positivo per il risultato, però nei 90 minuti, insomma, la loro freschezza penso possa mettere in difficoltà anche il Lecco, quindi l'augurio di fare una partita un certo tipo, cercando di fare risultato pieno dopo. Assolutamente, ci sono giocatori importanti, l'abbiamo detto, nelle file della Juventus, giocatori che sono già stati aggregati con Pirlo, lo ricordava poi naturalmente Raffia, che ha trovato anche il gol in Coppa Italia, ora non mi ricordo più contro chi, ma col Genoa. Sì. Però insomma sono da tenere d'occhio comunque, perché la Juve ha dei contenuti tecnici importanti sicuramente, però dopo penso che il campionato di Serie C come prima squadra, insomma, tanti anni in Serie C pesano in quelle partite così. Pesano assolutamente. Allora andiamo a vedere l'inizio di questo match. Le due squadre sono nel cerchio di centrocampo, con il direttore di gara che dà in questo istante il fischio, e la Juve proprio la prima a muovere il pallone in questa partita. Lo ricordiamo che il Lecco è riduce da una serie di risultati, insomma, positivi. L'ultimo appunto la vittoria, abbiamo detto, contro il Piacenza. Mister, davanti confermati i tre di cui ci si attendeva un po', no, lo schieramento. Capogna, che non era il meglio fino a settimana scorsa, però è un giocatore sempre troppo importante per questa squadra. Sì, questo atteggiamento è un po', diciamo, lo stesso che ha proposto contro il Como, no? Un atteggiamento che comunque... Attenzione, subito pallone in avanti, ma si alza probabilmente la bandierina del guardaline. C'era stato un lancio a cercare il movimento in avanti di Marques per quanto riguarda la Juve. Vai, mister. Sto dicendo, è un atteggiamento che ha pagato in queste ultime partite, soprattutto anche nella trasferta di Piacenza, dove comunque di solito in trasferta non c'era tutta questa, diciamo, questo atteggiamento offensivo nel voler andare un po' a intimorire gli avversari. Invece si è rivelata una scelta indovinata. In casa dobbiamo comunque, se vogliamo ottenere, diciamo, dei risultati importanti, dobbiamo osare, perciò aver dentro Iocolano, Magni e Capogna per una difesa, insomma, non è un pomeriggio tranquillo. E poi nonostante questo modulo che sembrerebbe abbastanza trazione interiore, c'è da dire che ultimamente dietro rischiamo pochissimo, prendiamo pochi tiri,
forse siamo una delle squadre che prende meno tiri, perché effettivamente non abbiamo un portiere bravissimo che però di parate importanti non è mai stato, diciamo, protagonista in questo ultimo sì, nelle ultime due partite sicuramente dal no. Como, Sì. ecco, con l'Alessandria sì, dal Como in avanti, diciamo, è sempre stato comunque poco impegnato, e vuol dire che comunque c'è dietro il lavoro del mister nel tenere comunque degli equilibri, perché far giocare giocatori offensivi e rischiare poco e prendere pochi tiri vuol dire che comunque la mano del mister nel trovare gli equilibri giusti tra i giocatori è un grosso merito che bisogna dargli. Assolutamente, chiedo a Marco se è d'accordo, insomma, su questa visione. Il mister D'Agostino è stato bravo a dare un'impronta soprattutto nella fase centrale della stagione al Lecco. Sì, io il Como, l'ultima parte che ho visto Lecco Como, mi ha impressionato l'atteggiamento e la determinazione nel portare a casa il risultato. Da lì in poi è cambiata la stagione e oggi credo che le scelte che ha fatto sono quelle giuste. Ho sentito ieri la conferenza stampa del mister che diceva che doveva andare a prenderli alti per non dargli a loro il pallino della domenica. Vedo che sono già partiti in un certo modo, cercando di andare a dar fastidio subito, quindi non li aspettano. Penso che la voglia ci sia di fare una partita da protagonisti, non appoggiarsi alle giocate dell'altra squadra. Punizione di Iocolano sul secondo palo, lunghissimo, però non trova compagni. Siamo al terzo. Il Lecco aveva usufruito di questo calcio da fermo dalla tre quarti, portando in avanti anche diversi giocatori dalla difesa per provare magari un colpo di testa, però insomma Iocolano qui male nella battuta della punizione. Allora riparte dietro, sbaglia però la Juve l'uscita, attenzione, Capogna si gira alla palla sul destro, Riccardo Capogna che realizza un gol del vantaggio. Siamo trascorsi 180 secondi e Ricky Capogna trova la 10ª rete stagionale ed è 1-0 Lecco. Mister, suicidio della Juve che sbaglia l'uscita proprio davanti alla propria difesa. Diciamo, è un errore che si trascinano dalla prima squadra, questo voler per forza iniziare da dietro, e fortunatamente, diciamo, siamo stati bravi a recuperare palla subito, e poi Capogna, diciamo, ha fatto la stiamo rivedendo, un ottimo gol, controllo, si è girato, Foglia a servirlo, non ho visto male, Azzi sì. A servirlo di prima intenzione, poi Riccardo si è girato dal limite dell'area, destro preciso sul palo corto, si è allungato Nocchi ma non ci è arrivato. Giustamente, come quello che diceva Marco prima, il fatto che D'Agostino voleva andare subito a prenderli è stata una tattica che ha pagato, perché comunque, sapendo che gli avversari hanno questo tipo di inizio d'azione, perché rispecchiano un po', diciamo, il gioco di Pirlo, della prima squadra, e logicamente magari la qualità è inferiore rispetto alla prima squadra, qualche errore ci può stare, visto anche la giovane età di tanti giocatori, e bravissimi quelli del Lecco a approfittarne di questo errore. È stato bravissimo Azzi, che ha giocato subito la palla di prima per Capogna. 10ª rete stagionale per il Bomber romano. Intanto seguiamo, attenzione, c'è un fallo commesso da Iocolano che va ad atterrare giocatore della Juve che stava arrivando quasi al limite dell'area. Dovrebbe essere Leone che viene atterrato. Sì, intervento dal dietro abbastanza netto di Iocolano, non cattivo, ingenuo, però c'è calcio di punizione per la Juve. Siamo circa ai 23-25 metri dalla porta di Pissardo. Volevo chiederti, Marco, Capogna che si conferma comunque Bomber implacabile, perché qualcuno dice sì, segna poco, ma ragazzi, il 10º gol stagionale, insomma, oltre a tutto il lavoro che fa. Averne di giocatori come Capogna, penso che il Lecco abbia trovato, ormai è qua da qualche anno, ha trovato un giocatore che si fa fatica a trovare, ma in tutte le categorie, perché ormai la propensione di giocare senza punte, con falsi 9, ma avere un giocatore come Capogna penso che sia una cosa che poche squadre, anche nel nostro girone, io qualche partita l'ho vista. Tanto Brighenti con la punizione sfiora il palo alla sinistra di Pissardo, tacciato molto bene il numero 11 della Juve. Ha fatto un po' l'illusione anche di centrare la porta, ma per fortuna non l'ha trovata. Sì, finisci pure, Marco. Sì, sicuramente secondo me è un giocatore fondamentale. Quando sta bene poi il gol che ha fatto oggi sembra un gol semplice, ma non ha neanche guardato la porta, la palla è andata via fil di palo, quindi sono qualità che si fa fatica a trovare. E anche col Como mi ricordo che ha fatto un gol che se l'avesse fatto un giocatore di Serie A. Attenzione, perché c'è il 3 contro 2, Mangni centralmente, libero Azzi a sinistra, viene servito. Lo stop, Azzi entra col destro, una magia di Azzi, 2-0 Lecco,
Marco, pim pum pam, 1-2, terrificante la Juve al tappeto. Splendida la rete del numero 7 bluceleste, ancora una volta punita la Juventus dietro, perché il Lecco è riuscito a ripartire da centrocampo. Bravissimo Magni a gestire la transizione, mister, in questo caso. Una palla un po' lenta, una palla che sembrava che è stato poi bravo Azzi a rientrare sul destro, perché è una palla che se servita un po' più veloce lo metteva già subito in porta, invece... E poi è stato bravo, finta, rientrato sul poi destro. Poi è entrato tiro a giro, mezza altezza. Sì, diciamo che gli hanno lasciato il tempo di fare quello che voleva. Scivolato il giocatore della Juve, il numero 24 De Marino a centrocampo, quindi dà il là la ripartenza di Magni, bravissimo. Il taglio di Iocolano a destra, Magni però sterza centralmente, vede Azzi libero sul lato debole e dal destro, col destro a giro, veramente grandissimo. Rete. Insomma, un inizio scoppiettante. Mi sa che devo venire più spesso. Ho dato fortuna, ma non so quante volte dopo 7 minuti 2-0 in casa. 7 minuti 2-0. Forse mai, quest'anno mai. Magari adesso andiamo a vedere anche qualche reazione sul nostro canale YouTube. Naturalmente vi ricordo, ci potete seguire in radio, ma ci potete seguire anche su YouTube. In questo momento non ci sono ancora commenti. Chiediamo agli spettatori che ci stanno seguendo, agli ascoltatori, di commentarci un po' come sensazioni dopo questo inizio fantastico del Lecco, che veramente ha punito se vogliamo anche le incertezze della Juve in questi primi 8 minuti di gara. Una Juve un po' superficiale, sfortunata magari anche quando cade, De Marino, perché scivola sul sintetico del Regal Monticelli, però Lecco veramente cinico, che fa pagare ogni minimo errore in questa prima fase di partita agli avversari. Dunque in rete anche Azzi, che si conferma davvero giocatore strepitoso in questa sua breve esperienza al Lecco. Ha già fatto vedere veramente tantissimo, fondamentalmente non ha mai sbagliato una partita, Azzi. Per distacco il miglior acquisto, diciamo, del mercato di riparazione, veramente sopra ogni, penso, aspettative da parte di tutti, perché anche noi sapevamo un po' il suo passato, Provercelli, comunque adesso era Seregno. Si sapeva che era un buon giocatore. Io poi mi ero informato tramite Gedà, che lo conosce molto bene, mi aveva parlato bene di lui, però diciamo sta sorprendendo veramente in positivo tutti. Assolutamente, giocatore che ha fatto vedere, Marco, veramente di essere devastante sulla fascia sinistra. Lecco ha operato bene sul mercato anche a gennaio. Sì, credo che il DS sia stato capace di andare a trovare quello che serviva, che comunque un esterno, un quinto con quella fisicità e con quella qualità si fa fatica a trovare, andarlo a prenderle, e comunque in poco, perché in poco è entrato e è diventato un giocatore insostituibile. Attenzione alla Juve che scende sulla sinistra con Correa, entra in area, Correa la palla per calciare sul destro, poi però cerca di servire sull'altro lato del campo compagni, ma non trova nessuno. Poi De Marino colpisce e va direttamente a servire Pissardo senza problemi. Ci concediamo il primo break di giornata. www.leccocchannel.it The Blue Light Blue Radio. Il mio nuovo SUV, bellissimo, ma stavolta mettiamo delle regole. Non si mangia in macchina. Giù i piedi o ve li taglio. Niente musica a tutto volume. E Zorro, tu rimani dietro. Vabbè dai, iniziamo domani. Nuovo Opel Crossland, bello da vedere, SUV da vivere, da 13.950 euro in tutti i concessionari. Introducing the new Opel. Sala Luciano, concessionaria esclusiva Opel per Lecco e provincia. Via Fratelli Figini 10, Lecco, salaluciano.it. www.leccocchannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Rieccoci in studio, siamo al 10° minuto, stavamo commentando con Giulio e Marco questi primi 10 minuti veramente fantastici del Lecco, conduce 2-0 come vedete dalle nostre grafiche sulla Juventus Under 23. Le reti di Riccardo Capogna, la 10ª in campionato, e quella di Azzi, la 2ª in questa sua esperienza in blu celeste, diciamo, insomma, pagati a caro prezzo gli errori da parte della Juve, però Lecco che è stato bravo a farglieli pagare, Marco, perché sì. Sicuramente sta interpretando la partita come l'aveva preparata il mister, nel modo giusto. È logico che per far gol ci vuole attenzione perché recupera ancora palla dentro per Magni in area. Magni alla palla su, poi col destro prova a sorprendere ancora una volta Nocchi, che però questa volta non si fa sorprendere. Ancora una volta Lupus in fabula, errore in uscita. Sì, infatti il Lecco bravo a interpretarla, ma sicuramente la Juventus sta facendo un sacco di errori
e continua ad andare avanti per la sua strada. Vedo che comunque non fa passare i minuti per sistemarsi, continua a voler impostare da dietro, e Lecco giustamente continua, perché è il momento anche per magari fare un altro gol e mettersi a posto. Sì, assolutamente sì, perché l'Epoca non ha nessuna intenzione, almeno quello che ci dimostra in questa prima frazione di gioco, di accontentarsi. Lo dimostra anche poi un atteggiamento, sì, mister? Sì, no, sto guardando grande pressione, sì, Dudu, Iocolano, Capogna, palla. Sì, Riccardo, bravi, Capogna bravi, per Iocolano, bravi. dentro, pallone per Magni, in area ancora Magni, ce l'ha sul destro, costretto ad andare sul fondo, portato fuori da due giocatori della Juve, vede Seliak sulla destra, cross di prima intenzione basso, però contrato dalla retroguardia della Juve, poi cerca di difendere il pallone lo stesso numero 2 bluceleste, subisce fallo di Correia. Ci sarà calcio di punizione per il Lecco. Stavo dicendo, avere gli attaccanti così propensi a sacrificarsi, andare subito in pressione, diventa poi più facile per tutta la squadra, stare più alti, per i centrocampisti andare subito ad accorciare. È un bel atteggiamento, un bel modo comunque di approcciare la partita, nonostante sei sul 2-0, di non accontentarti, ma di andare ancora comunque a togliergli ancora ulteriormente quelle certezze che loro vogliono trovare con questo inizio dell'azione da dietro. Iocolano, calcio di punizione, cerca Azzi sulla sinistra, va a recuperare palla, questa volta no, Capogna che la rilancia dentro, colpo di testa di Merlisala, però facile per Nocchi, erano arrivati a saltare sulla punizione anche i centrali difensivi del Lecco, che Merlisala sbilanciato non può dare forza alla palla, però insomma Lecco che continua a creare apprensione alla porta di Nocchi. Sì, Lecco sta legittimando questo doppio vantaggio e è giusto tenere questo atteggiamento, è giusto non farli rientrare in partita, perché comunque non dimentichiamoci che loro hanno comunque sempre dei giocatori importanti, soprattutto davanti. Ci prova la Juve a scendere, scusa mister, dentro il pallone, però bravissimo a intervenire Kautz, che allontana un traversone basso dalla destra che non trova però giocatori della Juve, rimane davanti la formazione di Torino, poi la rimessa laterale che viene battuta male però dalla formazione ospite. Stavo dicendo, davanti hanno giocatori importanti che possono comunque darci fastidio, come Brighenti, come Raffia, perciò tenere questo atteggiamento e cercare di limitarli, di non farli entrare mai nel vivo del gioco in partita è importante, perché comunque la qualità dei loro attaccanti è una qualità che comunque ce l'hanno poi in pochi in questa categoria, soprattutto ricordiamoci Brighenti, è un giocatore importante, un giocatore che ha fatto tanta Serie B con la Cremonese, Ramonza, è un giocatore che comunque può darci veramente fastidio. Giocatore insomma più esperto, no? Anche per quanto riguarda la formazione della Juve, un classe 87, la Juve che si prova ad estendersi sulla destra, vediamo se però viene fermata l'azione. La Juve, bravo il Lecco a rilanciare senza troppi problemi il pallone, cercando la spizzata di Capogna, non trova compagno, allora riparte ancora una volta con Dabò nel cerchio di centrocampo la Juve, costretta però a tornare indietro dalla pressione dei giocatori del Lecco. Palla centrale, si gira Marques che è costretto a tornare indietro da Oliveira, poi Correia, c'è forse fallo di Seliak, l'arbitro si avvicina, va a parlare però in questo caso con Merlisala e con il numero 19 Raffia, che si sono scontrati. Adesso magari andiamo a rivedere il replay. Sì, poco da segnalare, insomma, dai. Più bravo l'attaccante che quello difensivo. Che va. A proposito di Polli, c'è un nostro ascoltatore che scrive: Polli quelli della Juve, ma bravi noi. Ovviamente poi le due cose si sposano e si vengono incontro. Ecco, abbiamo detto cinico a far pagare gli errori alla Juventus, forza Bagai. Scrive Alessandro, aspettiamo naturalmente altri vostri commenti in questa prima frazione di gioco che vede il Lecco in vantaggio per 2-0, come potete vedere dalla grafica, con le reti di Capogna. E poi il raddoppio di Azzi, abbiamo visto inginocchiarsi ancora una volta, lui è un atleta di Cristo come tanti altri, per esempio Franza, che notizia fresca dovrebbe diventare l'allenatore del Seregno, quindi appena arrivata anche poco fa in redazione, quindi insomma Franza che inizia la nuova carriera da allenatore dopo una grande esperienza e caterve di gol segnati, no? Un po' a ogni latitudine qui in Italia, e indimenticato naturalmente bomber anche
blu celeste. Da Franzini a Franza abbiamo fatto un po' un gioco di parole noi anche, però insomma questo è quello che succede a Serie A. Lancio lungo della Juve, attenzione a cercare l'inserimento centrale di Brighenti, però Pissardo la fa sua senza troppi problemi. Mister, 16. Un'altra cosa che stavo notando, vedi anche adesso siamo tutti dietro la linea della palla, stiamo chiudendo molto bene le linee di passaggio e obblighiamo i loro difensori a fare questi lanci che comunque non stanno comunque creando dei pericoli per il Lecco. Poi avendo anche un portiere bravo nelle uscite come Pissardo, c'è grosso sacrificio comunque da parte di tutti, perché rimanendo quasi tutti sotto la linea della palla si vanno un po' a intasare gli spazi, e per una squadra come la Juve che cerca palla a terra, cerca di trovare delle verticalizzazioni, diventa difficile poi fare il proprio gioco. Assolutamente, la Juve ha molta difficoltà a impostare gli spazi, costretta a saltare il centrocampo, naturalmente poi con un atteggiamento tattico come questo qui, grande giocata di Magny, e bene il Lecco nello stretto, nonostante il terreno di gioco non sia favoloso, no, del Riga Monticepi, in quella zona vicino alle panchine, soprattutto davanti alla panchina del Lecco, però bene palla a terra, viene fuori la formazione di D'Agostino con la tecnica dei suoi giocatori. Diciamo uno schieramento tattico anche quello da Juve, che evidentemente Lecco sta un po' inibendo il centrocampo, due soli Leone d'Abo in mezzo soffrono in questo momento, nonostante insomma ci siano Marotta e Foglia che però vengono molto aiutati soprattutto da Iocolano e Magny. Sì, è un po' l'atteggiamento che stiamo vedendo in queste ultime giornate, che non abbiamo visto magari per 2 mesi abbondanti, ecco, poi senza voler rimarcare magari quello che poteva essere, che non è stato purtroppo. Però questo è un atteggiamento che ti può permettere di giocare anche con dei giocatori offensivi, che però nel momento che non hanno la palla si sacrificano, danno una mano, e anzi diventa poi un vantaggio, perché riescono comunque a trovare più spazi, come Dudu, che messo nelle condizioni di dover attaccare poi in profondità si esalta. È un po' un atteggiamento che in questo momento ti concede tanto equilibrio, pochi tiri in porta degli avversari e dei gran contropiedi che noi poi siamo bravi a... sì, come si è visto in occasione del 2-0 di Azzi, siamo bravi a sfruttare. Tanto un Magny che sta giocando veramente bene, è cresciuto molto nelle ultime partite, Dudu. Sì, penso che sia cresciuto insieme alla squadra, sì. Come diceva Giulio, anche in questi primi quasi 20 minuti insomma, si vede una squadra compatta, consapevole dei propri mezzi, mi sembra anche molto serena, perché comunque i 3 reparti c'è poca distanza, siamo corti, quindi penso che giocatori come lui tecnici, che magari fanno un po' più fatica a difendere, si trovano anche un po' più aiutati da questa situazione, dove devono fare meno metri, devono magari dare un po' più di aiuto agli altri, però come nel fraseggio di prima, la qualità, alla fine la qualità la vedi, anche in questi momenti un po' che bisogna stringere i denti, perché la Juve sta cercando di metterci in difficoltà, però vedi che il Lecco non parte da dietro, capisce che buttandola su e comunque la palla un po' rimane su, quando la riprendono loro la tengono tanto nella loro metà campo, quindi penso che se va avanti così, che non cambia qualcosa la Juve, va bene. Fa fatica a trovare giocate pulite la Juve per impostare. Allora noi ci concediamo un altro piccolo break, torniamo subito. www.leccocchannel.it The Blue Light Blue Radio. Rilassati e soggiorna in un posto come casa tua. No, io voglio evadere da casa. Goditi una splendida vacanza al Costa Marina Bed and Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Appartamenti dotati di ogni comfort con vista meravigliosa, dove il sapore del mare diventa arte culinaria, tutta da assaporare. Costa Marina Bed and Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Info e prenotazioni al 348 8329 295. CostaMarinaPeschici.it. Facebook Costa Marina Restaurant and Wine Bar. www.leccocchannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Rientriamo in studio, sempre 2-0 per il Lecco che manovra avanti, qui Seliak non trova Marotta e allora Correia allontana la minaccia. Parlavamo della giocare palla sin dalla difesa, quello che vuole Pirlo per la sua Juve, e quindi si riverbera anche sulla formazione Under 23, però continuano a sbagliare parecchio, Marco, dicevamo, no? Sì, no, poi si fa fatica in Serie A, dove ci sono giocatori che sicuramente hanno qualcosa in più a livello tecnico, perché qua tanto vuol dire la tecnica quanto vuol dire il crederci nel modulo come fare il mister.
Qua la Juve in quel momento qua dovrebbe magari cambiare 10 minuti il modo di fare, perché se no il Lecco se lo trova sempre al limite dell'area e ne approfitta degli errori, però che ben venga per il Lecco, che non cambi. Assolutamente. Lecco che sta interpretando molto bene la partita, evidentemente era anche un dettame tattico preparato bene da Agostino, cioè andare a attaccare gli altri per indurre questo tipo di errore in uscita e cercare di punirli, è cosa che è riuscita adesso alla perfezione. Poi per carità a questi livelli si conoscono un po' le caratteristiche degli avversari, giustamente un mister preparato come l'Agostino è andato a pigiare il dito un po' sul nervo scoperto, se vogliamo. Sai già un po' cosa fanno, sai già un po' le caratteristiche e quando poi sei capace poi di comunque caricare i giocatori, fargli capire che l'importanza di andare, perché poi è un conto dire andiamo a pressare, poi ci vogliono i giocatori che ci credono e vanno a farlo, perché poi alla fine attenzione dentro ancora la palla per Iocolano che entra in area dalla destra, prova a calciare, viene murato però da Alcibiade, se non vedo male, che forse evita anche il calcio d'angolo. Vediamo, si dovrebbe essere calcio d'angolo, sì. C'era arrivato bene sul pallone ancora una volta Iocolano, calciato di prima intenzione, bravo però in questo caso il difensore della Juve a pararlo fondamentalmente, a far scudo con il corpo, salvando la porta di Nocchi. Lo stesso fantasista ex Monza alla bandierina per il calcio d'angolo, palla morbida sul secondo palo, prova Magni di testa, però appoggia ancora una volta per Nocchi. Anche loro a zona dietro e poi alla fine sì, è vero, si prendono gol sia a zona che a uomo, però così a zona è pericoloso, con i saltatori che ha dentro il Lecco diventa molto pericoloso. Molto pericoloso, ma abbiamo visto già un paio di volte andare a saltare i giocatori del Lecco indisturbati. Attenzione perché Rafia prova a servire un compagno, trova però sulla linea di passaggio un giocatore del Lecco, poi palla messa fuori, ma c'è ancora Correia che la rigioca sulla linea dell'out, dentro il cross con il destro, Pissardo alza i guantoni, nessun problema per il portierone bluceleste. Lecco che continua a essere in vantaggio, 2-0 lo ricordiamo, Azzi che sgroppa sulla sinistra, che giocatore Azzi, mamma mia, veramente tutto, struttura fisica, corsa, calcio con entrambi i piedi. Poi insomma abbiamo detto tante volte, giocatore molto serio, quindi dedito veramente al lavoro. Iocolano ha palla e campo davanti a sé, spinge sulla destra, c'è Celiac libero, però sceglie centralmente invece una soluzione verso Magni e sbaglia in questo caso Simone Iocolano, che prova a recuperare ancora il pallone sulla tre quarti, il numero 17 bluceleste. Bello il pallone morbido per Magni al limite dell'area, Magni si gira in mezzo a un nugolo di maglie del Lecco, c'è Celiac che può calciare con il destro, deviata forse, vediamo, purtroppo va lontano dai pali. Buona azione però ancora una volta, una buona trama da parte del Lecco, mister. Peccato che Iocolano non abbia servito Celiac subito, che diciamo sulla destra c'era veramente una prateria da andare ad attaccare, però adesso vediamo se poi alla fine calcio d'angolo. Ha fatto una scelta un po', diciamo, è andato ad accentrarsi quando poteva allargarla sulla destra. 24esimo, bella azione del Lecco conclusa con questo tiro rasoterra in diagonale di Celiac dalla destra, deviato leggermente ma non avrebbe comunque trovato i pali. Iocolano dalla bandierina dentro, allontana la Juve che ora prova a ripartire con Correia, poi il tocco per Brighenti, salgono i giocatori della Juve, un 2 contro 2 dietro, però a buon gioco recupera il pallone, se non ho visto male proprio Azzi che si è fatto tutta la fascia per andare anche a chiudere dietro, veramente giocatore stellare in questo mese e mezzo di esperienza in bluceleste, ci sta facendo vedere veramente tante belle cose. E riparte ancora il Lecco, partita molto, c'è gran ritmo in questi primi 25 minuti, comunque proprio per il Lecco non rinuncia assolutamente a giocare, anzi continua a giocare anche sul 2-0. Il Lecco l'abbiamo visto domenica scorsa, comunque è in salute, perché domenica scorsa al secondo tempo è uscito veramente fisicamente uno strapotere, che Piacenza veramente, che era la squadra del momento, che arrivava da un filotto di vittorie, che aveva fatto 10 punti in 4 partite. Il secondo tempo Piacenza si è dovuto inginocchiare allo strapotere fisico e ti ripeto,
È bravo anche il mister, perché comunque è un conto dire andiamo a pressare a parole, è un conto poi convincere tutti i giocatori a veramente sacrificarsi in questa fase del campionato, che comunque a livello fisico comunque giochi ogni 3 giorni, è dispendioso. Ricordiamo che poi ci sarà il turno infrasettimanale mercoledì, un conto dirlo, un conto farlo, e lui è bravo a preparare la partita per andare a pressare con gli attaccanti. I giocatori se lo fanno perché seguono il mister, perché comunque si vede che dietro tutto c'è la convinzione di un gruppo, di qualcosa che la società ha costruito in questo periodo. Assolutamente. Poi dicevamo il turno infrasettimanale di mercoledì, poi ci sarà Lecco Renate, altro match molto importante. Seguiamo naturalmente quello che succederà oggi nello sviluppo della 27esima giornata, però evidentemente dopo la sconfitta del Como di ieri, dovesse fallire anche Renate oggi, inizia a cambiare un pochino, no? Sì, perché oggi c'è Renate e Piacenza, non dimentichiamoci, il Piacenza ha perso contro di noi, ma poi per il resto ha fatto sempre bene. Andiamo ancora a Lecco che prova a recuperare palla con Ioconaccio, però fallo commesso sulla tre quarti offensiva del Lecco. Allora la Juve che potrà ripartire con un calcio di punizione. Allora noi torniamo subito, piccolo break. www.leccochannel.it. The Blue Light Blue Radio. Il partner ideale per l'automazione industriale è Rama Fluid Parker Store. Distributore certificato Parker Hydraulics. Specialisti nel controllo dei fluidi, oleodinamica e pneumatica. Rama Fluid anche per tubi ad alta e bassa pressione, centraline oleodinamiche, impiantistica a bordo macchina, service di pulizia oli idraulici e di cambistica industriale. Rama Fluid Parker Store, in via Marconi 15, a Oggione, Lecco. 0341 57 86 91 www.ramafluid.com. Rama Fluid, il partner più affidabile. www.leccochannel.it. 24 ore al giorno di musica e sport. Rientriamo in studio. È successo poco in questa pausa naturalmente a Riga Monticeppi, ma abbiamo già visto abbastanza, no? Per adesso, per commentare questo 2-0 del Lecco sulla Juventus Under 23 di Mister Zauli, con un dominio totale in campo comunque della formazione di casa, no? Che sta legittimando un 2-0 firmato Capogna Azzi senza grandi affanni, con un'interpretazione della partita fin qui, va detto, veramente perfetta, veramente perfetta. Abbiamo citato la Serie D, diamo gli appuntamenti anche di quest'oggi per quanto riguarda le lecchesi. La scatenata Casatese che ha preso anche Gaeta, ha immesso anche Gaeta nel proprio attacco, e dopo attenzione, sfiora la rete la Juve con il diagonale che va a lambire il palo, ma finisce sull'esterno della rete di Marques. Rivediamo, perché c'è stata forse una giocata un po' bella incomprensione. Sì, incomprensione difensiva, sì. Palla che viene chiamata Cauz e poi chiama la uscita di Pissardo, si inserisce Marques che li scarta e in diagonale veramente va vicinissimo alla rete del 2-1. Ma stare attenti, non bisogna un attimo riaprirla. Cali di tensione che potrebbero riaprire. Costruiscono ma un errore individuale qua, di lettura, ma anche di comunicazione. Prendi il 2-1, insomma, dopo gli equilibri iniziano a mettersi a posto da parte loro, quindi è abbastanza un errorino, quindi bisogna tenere sempre a livello alto, perché contro questi giocatori si può prendere gol anche senza costruire da dietro, su qualche errore come abbiamo fatto noi, quindi non pensare di essere già arrivati, che manca un sacco di tempo. Ancora Juve davanti con il lancio lungo, Pissardo esce, questa volta la fa sua. Mister, qui Cauz e Pissardo in comprensione classica, insomma. Sì, come giustamente diceva Marco, si fermano entrambi, arriva Marques. Sì, c'è stato un po' una palla un po' nella terra di nessuno, e questa, diciamo, l'incomprensione poteva costar cara, però dobbiamo essere Juve, attenzione, dentro la palla, poi riesce in questo caso il Lecco a fare la sua. Pissardo esce, subisce anche una carica da... si è fatto male Pissardo, attenzione, da Brighenti, si scontrano i due, rimane a terra il portierone blu-celeste. Un'altra palla in verticale che ha sorpreso un pochino la difesa del Lecco, però Pissardo è stato bravo e tempista a uscire. Proprio Marques che dà palla a Brighenti, scivola Malgrati, purtroppo che non aggancia il pallone. Cavoli, non si è fermato. E poi lì in corsa Brighenti va a travolgere Pissardo in uscita, e Pissardo che si fa male. Entra lo staff medico del Lecco, dunque noi ne approfittiamo per andare a vedere quelli che sono gli appuntamenti, sperando naturalmente che per Pissardo non ci siano problemi gravi, lo scopriremo tra qualche secondo. Le crisi di Serie D, la Casatese, lo diciamo, dopo aver messo anche Gaeta nel proprio attacco, anche Brighenti a terra qualche problema. Affronta oggi da capolista la Sporting Franciacorta alle 14:30 naturalmente a Casatenovo per quanto riguarda il Nibionno Giono, scontro interessante comunque con la Trizium alle
2,5, nonostante insomma la squadra di Trezzo non se la stia passando bene in classifica. Altra però partita importante è quella che va in scena tra Sona e Seregno, perché c'è l'esordio di Francia, abbiamo detto, a Seregno, il derby con Maicon, insomma tra brasiliani sicuramente fa parlare, no? È un motivo di interesse del girone, quindi una cosa diciamo che poi tra l'altro hanno la stessa età, uno sta giocando ancora e uno comincia ad allenare, anche se però magari motivazioni diverse, perché Michael sappiamo ha seguito un po' il figlio, insomma magari non è che abbia portato tanto bene per adesso, diciamo, a livello di immagine sicuramente sì, perché il Sona non sapevamo neanche cos'era, dov'era, e adesso bene o male con l'arrivo di Maicon diciamo si conosce un po' di più, però a livello di risultati non stanno fatto 20 punti in 19 partite, un punto in 5 partite, insomma magari ci si aspettava qualcosina di diverso, qualcosa di più. È stata rinviata Visnova Giussano Breno per quanto riguarda il girone B. Vado a chiedere a Marco, abbiamo detto nella tua lunga esperienza da calciatore è stato anche compagno di Capitan Malgrati, come lo ricordi, sia insomma come calciatore, come persona, un elemento fondamentale comunque all'interno anche di questo gruppo? Sì, mi meraviglio, sono contento di vederlo ancora giocare, perché adesso lui a una certa età. Io quando l'ho conosciuto avevo qualche anno in più di lui era praticamente, penso che sia la sua prima esperienza da prima squadra, giocava con me nel Due Ponti, quell'anno tra l'altro abbiamo fatto molto bene, che abbiamo vinto i playoff, siamo saliti, e era un ragazzino e come tutti i ragazzini era un po' schivo, un po' sempre diligente, serio. Dopo ho visto che ha fatto una bella carriera, sono contentissimo per lui, perché comunque che mi ricordo era che era un ragazzo per bene, che aveva voglia, aveva tanta passione, me lo ricordo fragilino, molto. Adesso comunque è un giocatore, non è un giocatore pesante, è un giocatore lungilineo, sempre ha tenuto quelle caratteristiche lì, però sicuramente vederlo, io anche il fatto di venire a vedere Lecco in quegli anni qua mi ha fatto piacere che comunque un ragazzo come lui è riuscito pian pianino, perché è un ragazzo che ha scalato le categorie. Lui era in seconda categoria con me, poi se non sbaglio è tornato Giono, è esordito in D, poi ha fatto il suo percorso, ha fatto anche Renate, insomma è un giocatore che in Serie C penso che vanti non so quante presenze, ma insomma da invidiare a chiunque. Io dico, spero che giochi ancora, perché vedo che fisicamente c'è, perché giocare in una squadra come il Lecco che sta facendo un campionato del genere e essere il capitano penso che sia una bella soddisfazione e sicuramente io quando l'ho visto sono sempre rimasto folgorato dal suo modo di stare in campo, anche della positività. Non l'ho mai visto fare cose che a me non piacciono vedere durante la partita, sempre un esempio. Infatti penso che essere capitano del Lecco sia una cosa che te la devi guadagnare. Lui sicuramente con i suoi atteggiamenti e con le sue prestazioni se l'ha guadagnata. Assolutamente. Ricordiamo che poi 2 anni fa, anche nell'anno della promozione in Serie D, si diceva insomma che Malgrati aveva già una certa età, non poteva fare il titolare, chissà in Serie C, e invece poi lo ritroviamo in campo da titolare al centro della difesa con la fascia di capitano al braccio. Tanto c'è un calcio di punizione al 35esimo per la Juventus sulla destra, vediamo, sarà scodellato un pallone in mezzo, sono saliti diversi colpitori, squadra comunque strutturata fisicamente la Juve. Attenzione su questi calci da fermo, perché può sicuramente impensierire la difesa del Lecco. Cross basso, una deviazione, sull'altro palo c'è appostato pronto a ripartire Azzi, che sterza, cerca Merlisala, si ricompatta la Juve e trovano lo schieramento abituali le due formazioni. Riparte col giro palla tra i difensori dietro il Lecco, proprio con Capitan Malgrati per Kautz. Si sta vedendo poco in appoggio ad Azzi quest'oggi. Sì, oggi stranamente un po' in difficoltà. Anche prima abbiamo visto l'ammonizione, un fallo ingenuo, una palla che era in vantaggio, non ha calcolato che l'attaccante poteva rientrare, poi ha dovuto intervenire con un fallo. E anche nei disimpegni prima non il solito Kautz che ci ha abituato, sì, anche nell'indecisione prima che poi si era inserito Brighenti, da quella parte lì della sua zona è dove stiamo un attimino concedendo qualcosa, e fa specie perché comunque Kautz in queste ultime partite era sempre uno dei giocatori più
positivi, no, in questa tangente. Hai detto della munizione di Kautz, che finora è l'unico ammonito della partita, una partita fino a questo punto mi pare di poter dire corretta, non ci sono stati assolutamente problemi. Ho detto poco fa dello scontro, poi Pissardo e i Briganti non abbiano avuto solo falli di gioco, anche per l'atteggiamento comunque di andare ad aggredire, però non c'è mai stato bisogno di tirare fuori. Vediamo questa rimessa laterale dell'Eco, se sortisce qualcosa di pericoloso o meno. Capogna dentro il pallone però non trova compagni, rilancia la Juve. Allora noi ci prendiamo un piccolo break. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. Il partner ideale per l'automazione industriale è Rama Fluid Parker Store. Distributore certificato Parker Hydraulics. Specialisti nel controllo dei fluidi, oleodinamica e pneumatica. Rama Fluid anche per tubi ad alta e bassa pressione, centraline oleodinamiche, impiantistica a bordo macchina, service di pulizia oli idraulici e di cambistica industriale. Rama Fluid Parker Store, in via Marconi 15 a Oggione, Lecco. 0341 57 86 91 www.ramafluid.com. Rama Fluid, il partner più affidabile. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Giro il mondo. Eccoci rientrati in studio con un bel Lecco in questo primo tempo, l'abbiamo detto un po' in tutte le salse, ma siamo contenti di vedere veramente la formazione di D'Agostino continuare a crescere in questa fase di campionato. 2-0 alla Juventus Under 23 che arrivava insomma a Rigamonti Ceppi, forte comunque di un buon momento e di contenuti tecnici molto importanti, ma insomma pim pum pam, il Lecco in 6 minuti ha realizzato 2 gol, potendo gestire poi adesso una partita naturalmente in discesa rispetto alle previsioni, se vogliamo. La Juve ci sta provando a giocare adesso, un pallone di Raffia per Correa a sinistra, buonissima, ottima la lettura di Malgrati che va in anticipo e concede rimessa laterale già battuta da De Marino, all'indietro per Leone, ancora De Marino, l'attacca Magni, un altro che veramente nei primi 10 minuti ha messo a ferrafuoco la difesa della Juve. Non ci sono spazi, mister, continua il Lecco come dicevi tu poc'anzi, dietro la linea del pallone a cercare di intasare le linee di passaggio. Sì, c'è un grosso lavoro, perché comunque adesso noi Marotta e Foglia non so quante volte li hai nominati. Diciamo che stanno facendo i Bolzoni entrambi, non c'è Bolzoni non so che in panchina. Quante volte li hai nominati, forse mai. Foglia però, forse mai, perché però, pensavo ragazzi, fosse lui Marazzi, per errore forse. Però dietro Razzi che insomma va, ma c'è fallo, fermato il gioco, vai. Te lo dico perché io giocavo in quella posizione, c'è tanto lavoro, si è poco appariscenti, è un po' il lavoro di Galli, di Bolzoni, no? Sono giocatori che magari si nominano poco durante la partita perché magari non sono sempre nel vivo dell'azione, però danno equilibrio, danno sostanza. Perché Iocolano sfonda a sinistra, 2 contro 2, c'è in mezzo Magni, Iocolano entra in area, Iocolano le finte, poi va però a sfidare con una finta di troppo, si aggancia anche con un giocatore della Juve, se ne dicono 4, non ho fatto in tempo a vedere di chi si trattava, forse Alcibiade o Cappellini o Alcibiade. Iocolano qua purtroppo non è riuscito a servire Magni né a trovare il tempo di calciare in porta. E volevo sottolineare una cosa su Foglia, che alla fine magari all'inizio ci aspettavamo un giocatore un po' più offensivo, anche quando magari l'abbiamo visto che magari come non so trequartista, invece si sta dimostrando veramente un giocatore importante per gli equilibri. Si sente poco ma si vede, si sente tanto dentro nel gioco. È proprio quello che volevo dire. Marques prova col destro rasoterra, però soprattutto a livello tattico, a livello tecnico è veramente un acquisto che mi ha sorpreso. Mi aspettavo e ci aspettavamo un giocatore più offensivo, invece veramente sta dando un grosso contributo, poi soprattutto in questo momento, come dicevamo prima, con fuori Galli ormai da tantissimo, con Bolzoni che in questo momento sta recuperando, è stato veramente un giocatore che ha ridato al centrocampo degli equilibri. Quest'anno stanno discutendo le scintille di prima, tra Alcibiade era proprio lui e Iocolano, l'arbitro li ha richiamati al cerchio di centrocampo, è andato a parlare con loro un po' di nervosismo, però stretta di mano, insomma, ecco, anche Simone, dai, non è il caso di nervosirsi sul 2-0
lasciamo che siano loro, no, a innervosirsi perché devono rincorrerci in questo finale di tempo. No, mi hai proprio levato il concetto dalla testa, perché volevo chiederti, cioè Foglia, ci aspettavamo proprio magari un giocatore più offensivo, anche per quello che ha fatto vedere nelle prime apparizioni in blu celeste, invece quando si è trattato, questo dimostra la grande intelligenza tattica anche del giocatore, no? Bolzoni fuori, comunque hai bisogno di centrocampo a 2, ma una partita come oggi di andare a fare lavoro sporco lo sta facendo, l'ha fatto anche nelle ultime partite a dire la verità, lo sta facendo proprio per poterci permettere le 3 punte anche davanti, lo sta facendo con grande abnegazione, proprio perché dicevi tu, non li vediamo, ma ci sono, si sentono tanto, sono quelli che poi permettono alla squadra di star bene, di essere ordinata, di essere corta, di essere aggressiva, perché comunque i 2 centrocampisti sono quelli che comunque incidono un po' negli equilibri dei vari reparti. Calcio d'angolo intanto per la Juve. E ritorno sempre nel concetto dei centrocampisti, dare merito anche a Lora, che oggi non è partito dall'inizio, però anche lui nel momento che c'era da farsi trovare pronto ha risposto sempre con delle buone prestazioni. E diciamo, se guardiamo come stiamo giocando, che i titolari che sarebbero Galli e Bolzoni sono fuori, il centrocampo del Lecco è un centrocampo di primo ordine, assolutamente, tra titolari e presunte riserve, che diciamo sono proprio riserve sulla carta, non quando carta giocano. Rafia sulla bandierina per il corner, battuto corto, male, allontana il Lecco, ma c'è ancora Correia che prende il tempo a Magni, poi Magni è bravo a portarlo verso l'esterno. Allora il numero 17 della Juve tra i più attivi nella formazione di Zauli, che prova un cambio gioco, dall'altra parte c'è però il grande taglio di Azzi che va in diagonale a intervenire di testa, mette fuori, grande presenza di Azzi anche dal punto di vista tattico, sta confermando veramente il giocatore superiore in questo momento, letture anche difensive, no? In questo caso veramente sì, no, un po' tutti, sicuramente il discorso centrocampo, la carta di identità fa tanto, perché i nostri 2 centrocampisti sono 2,89 e un po' di anni in categoria l'hanno fatta e si vede, magari si vede un poco, ma alla fine da lì dove dovrebbe passare il Lecco fanno fatica. 2001 invece loro hanno, no? Da Pau e Leone a differenza. Sì, magari hanno più dinamicità, però finché il Lecco rimane così, se rimane corto e aggressivo, insomma, devono proprio trovare una giocata singola per riuscire a saltare dentro, perché vedi che comunque fanno tanto possesso palla, ma alla fine, a parte l'incertezza dei 2 difensori, fino a questo momento non hanno proprio, come il passaggio filtrante che ha fatto prima, una palla difficile da far arrivare lì. Cosa è successo? Ha preso palla, era solo, scaricata dietro, perciò quel passaggio è stato già perché non c'è neanche forse quella personalità di controllare una palla e girarsi, perché fai una fatica a verticalizzare, nel momento che ti arriva palla la riscarichi ancora dietro. Vedi il gol di Capogna, alla fine se magari era un ragazzino, ora che capiva dove era, Capogna si è girato a testa bassa, ha fatto gol. La differenza è anche quella. L'esperienza conta. Assolutamente. Correia che sta sbagliando tanto, costretto però a giocare molto il pallone da solo, no? Cercare da un versante all'altro di portare palla per cercare traiettorie pulite anche di passaggio, quindi l'Ecco che si conferma molto abile in questa fase. Fuori gioco intanto si di rientro di Brighenti. L'Ecco che aveva invece mister in quei 2 mesi famosi che noi citiamo, perché poi dicevamo fatichiamo a vedere un gioco, faticava soprattutto anche nella fase difensiva, invece adesso c'è grande organizzazione difensiva, cioè i giocatori sanno cosa fare, vanno in pressione, cercano di ostacolare la manovra avversaria per poi come se a un certo punto poi la squadra, naturalmente con il lavoro di mister D'Agostino, avesse capito che questa è la caratteristica più importante dell'Ecco, con gli uomini che ha a disposizione. Provare poi a ripartire. Ti dirò il grosso merito di D'Agostino di aver capito veramente come devono giocare e chi devono giocare, perché adesso, senza voler togliere niente a Nesta e a Nannini, che in quel periodo erano, diciamo, i 2 titolari, anche perché si cercava di fare minutaggio ecco. Però diciamo eravamo in una situazione dove con i 2 quinti non riuscivamo a difendere bene e ad attaccare. Nel momento che abbiamo cambiato, che diciamo la partita con poi mettendo Seliak da quinto, con Azzi dall'altra parte, è cambiato il Lecco. È cambiato il Lecco perché attenzione al lancio lungo della Juve, cercava l'inserimento centrale Marques, c'è Pissardo però in uscita, tante volte ha sfiorato veramente qui un'occasione molto pericolosa la Juve. Tante volte in trasmissione si diceva non si riesce mai a arrivare sul fondo, non c'è mai una situazione dove le punte possono avere una palla diversa dal lancio da 3 quarti,
cambiando i due quinti arriviamo sul fondo e mettiamo palla per l'altro quinto che viene a chiudere, cosa che non era mai successa. Perciò queste sono tutte situazioni che comunque hanno portato grossi benefici, e merito è del mister di aver capito che serviva questo tipo di atteggiamento, che è un atteggiamento che mette in difficoltà gli avversari e dà grossi margini. Ancora Brighenti sulla destra, va sul fondo, il cross dentro, fuori gioco, però si è arrivata la segnalazione dai guardalinee. Si è andato al primo minuto dei 2 di recupero che sono stati concessi, siamo al 46esimo, la Juve qui ci ha provato ancora una volta, lancio lungo, poi sulla destra, però in posizione di fuorigioco, dunque Pissardo che se la prende un po' anche comoda, naturalmente fa trascorrere qualche secondo e si andrà poi negli spogliatoi. In questo momento sul risultato di 2-0 per il Lecco, le reti di Riccardo Capogna dopo 3 minuti soltanto, e poi il raddoppio di Azzi al 6° minuto, Paolo Azzi, secondo gol in blu celeste. Attenzione a Iocolano a sinistra, dentro c'è Magni che taglia, scivola Iocolano, no, però riesce con una magia a riconquistare il pallone, gli ha fatto l'elastico, e poi si è fatto l'elastico, poi viene azzoppato da Leone e si prende anche il giallo, il numero 20 della Juve. L'ultima azione questa. Sarà l'ultima azione della partita, di questo primo tempo naturalmente, del Rigamonti Ceppi. Poi le squadre andranno, vediamo, scivola, poi Iocolano la aggancia scivolando veramente con una magia, elastico su Leone che poi lo cintura, insomma lo porta giù. Però Iocolano, insomma, quando si accende è sempre qualcosa di, che giocatore, di meraviglioso, ci fa vedere veramente la qualità in campo Simone Iocolano, qualità che il Lecco insomma ha in tanti uomini, lo sta dimostrando anche quest'oggi. Vediamo se c'è la possibilità di scodellare dentro quest'ultimo pallone, dopodiché fischieranno probabilmente Fabrizio Cavaliere di Paola, anche lui quest'oggi è un altro arbitro che arriva da vicino, per essere ironici. Comunque vabbè, è una domenica di sole, quindi si fanno queste belle trasferte, no? Per arbitrare giustamente Lecco Juve Under 23. Iocolano la battuta, va direttamente in porta quasi, poi Kautz cerca di andare sul secondo palo a colpire di testa, ma la palla finisce fuori. L'impressione è che avesse cercato più il secondo palo, poi potrebbe fare Nocchi che servire Kautz. Finisce il primo tempo, 2-0 per la Juve Under 20, 2-0 per il Lecco sulla Juve Under 23, con Capogna e Azzi, abbiamo detto a più riprese, autori dei 2 gol. Intanto Fausto ci mette in contatto con il nostro Albino Alborghetti per quanto riguarda i nostri inviati, gli inviati di Lecco Channel e LCN Sport dal Rigamonti Ceppi. Io vi ricordo che a metà pomeriggio circa, visto l'orario, sono abituato a dire in serata, però naturalmente faremo prima oggi perché si gioca alle 12:30, quindi a orario di pranzo troverete su LCN Sport, sul nostro quotidiano online, gli articoli riguardanti questa partita, le foto del nostro Matteo Bonacina e i video con gli highlights. Albino, mi senti? Sì, assolutamente, voi mi sentite? Forte e chiaro come questo Lecco che lancia un messaggio forte e chiaro non solo alla Juve ma anche alle altre rivali per una posizione di vertice in classifica, perché un Lecco che ha Albino interpretato tatticamente la partita in maniera perfetta, facendo pagare subito alla Juve questa leziosità in uscita di difesa. Sì, assolutamente, direi che poi il primo tempo ci sono state almeno altre 3 occasioni da gol nitide, per cui francamente direi che è un Lecco che ha giocato con grande determinazione, con grande capacità anche di fare e voglia di fare la partita. Ci è riuscito, la Juve invece assolutamente inconcludente con un tiro in porta e è stata pericolosa su 2 errori difensivi di poca concentrazione del Lecco, appunto. Assolutamente, bisogna mantenere, no, questa concentrazione, poi per tutti i 90 minuti lo abbiamo visto. Bravissimi i giocatori del Lecco, veramente davanti, 3 davanti, stanno facendo una partita superlativa, no? Perché poi è la caratteristica di questa squadra di D'Agostino, lo abbiamo visto nelle ultime partite, valorizzata anche dallo schieramento tattico, cioè punire in velocità gli avversari, poi viene fuori la tecnica dei 3 davanti. Sì, certo, poi secondo me grande prestazione oggi di Riccardo Capogna come sempre, ma Magni sicuramente ha fatto una grande partita anche di sacrificio e di grande intelligenza, oltretutto tattica, perché si è sempre mosso anche negli spazi giusti. E poi Iocolano lo conosciamo, c'è bisogno di magari ha avuto qualche attimo di relax mentale, ma poi è sempre stato anche lui nel centro della partita, nel centro nevralgico, voglio dire. Sì, e poi continuiamo a essere ammirati da un giocatore come Paolo Azzi che veramente sta facendo vedere di avere tutto. Guarda, non l'ho citato perché questa
e non è più neanche una sorpresa. Sì. Cioè, non l'ho citato perché lui secondo me è quello che sarà il migliore della partita anche nel secondo tempo. Sì. Perché ha la capacità per esserlo e la forza per esserlo. Assolutamente, è andato in rete trovando la sua seconda rete in blu celeste, ma la presenza costante per tutti i 45 minuti anche nelle chiusure difensive, no? Presenza in campo che si sente, lui che lo abbiamo visto inginocchiarsi in occasione del gol, lui che è un atleta di Cristo, proprio come Carlos Franza, Albino, che noi conosciamo bene, che oggi esordisce sulla panchina del Seregno come allenatore. Esatto, sì, oggi è allenatore e facciamo gli auguri a Carlos, anche se la squadra che va a dirigere non mi è molto simpatica, però per una questione di sportività e poi di affetto nei suoi confronti. Non posso credere che fargli grandissimi auguri. Sarà uno che riesce sicuramente perché lui è una persona seria, è un atleta serio, un giocatore serio e diventerà un mister molto serio. Va bene Albino, allora ti salutiamo per questi primi 45 minuti, ti ritroviamo al termine della partita. Vorrei dirti goditi un po' di sole, ma sappiamo benissimo che in tribuna a Riga Monticelpi il sole non esiste. Per cui... guarda, mi sono spostato, c'è un sole caldissimo. Sei andato a cercarlo, Però insomma ti godi una bella partita. Grazie Albino, a più tardi. Grazie anche a voi, ci sentiamo più tardi per il secondo tempo. Rientriamo in studio, naturalmente torneremo a breve, noi ci prendiamo la pausa lunga per questo intervallo, dopodiché torneremo a raccontarvi i secondi 45 minuti con il Lecco in vantaggio 2-0. www.leccocchannel.it The Blue Light Blue Radio. Immagina di essere immerso in paesaggi, tra giardini botanici, monumenti, borghi, calette, 2-3 settimane o un weekend in un concentrato di bellezze, attrazioni e cose da vedere. Non stai immaginando. Treva Home ti propone affitti di casa vacanza nella splendida cornice del lago più bello del mondo, il lago di Como. Residenze in prossimità alle stazioni di approdo e partenza dei battelli e traghetti con Bellagio, Menaggio, Cadenabbia e Como. Quindi la nostra vacanza da sogno! Treva Home. Info e prenotazioni al 340 22 45 235 o vai su trebahome.com. www.leccocchannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Il compenso del tuo amministratore di condominio ti sembra elevato? Il rendiconto non è chiaro e trovi sempre dei costi che non ti convincono? Non riesci a contattarlo per gli interventi urgenti che vengono eseguiti solo dopo ripetuti solleciti? Se il tuo condominio non è gestito come vorresti e hai deciso di cambiare l'amministratore, puoi farlo subito. Con Media Progea SNC, società leader nel settore dell'amministrazione condominiale. I titolari Chiara Benegiamo e Domenico Dulisse operano nel settore con metodologie consolidate e vincenti da oltre 30 anni e sono a tua disposizione per un preventivo o una consulenza gratuita. Ecco 3 buoni motivi per sceglierci. 1. Convenienza. La forma all inclusive ti assicura un costo fisso annuale comprensivo di tutte le spese, senza sorprese a fine anno. 2. Reperibilità. Il tuo amministratore condominiale è sempre disponibile e rintracciabile in caso di emergenza. 3. Trasparenza. Il fascicolo di rendicontazione annuale ti mostrerà lo stato economico del condominio e quello di sicurezza degli impianti. Se vuoi un amministratore di condominio sempre al tuo fianco, chiama il numero 0341 35 36 46, spedisci una mail a info@mediaprogea.it o visita il sito www.mediaprogea.it. Ti aspettiamo nella nostra sede a Lecco in via Montanara 18. Media Progea, l'amministrazione condominiale come non l'hai mai vista prima. LC Time, ora esatta. A Lecco Channel sono le 13:27. Lecco Channel, radio giornale nazionale. Sponsor by Centro commerciale Le Piazze, dal 1993, il primo centro commerciale di Lecco. Tanto shopping ed eventi per famiglie e bambini. Centrolepiazze.it. Buon pomeriggio dalla redazione. Da domani per oltre 3 milioni di studenti sarà didattica a distanza. 800.000 bambini della scuola dell'infanzia e della primaria, quasi 500.000 delle medie e 1.800.000 delle superiori seguiranno le lezioni da casa. È la stima di un sito specializzato che ha esaminato il numero degli alunni in DAD dall'Alto Adige alla Basilicata, calcolando che in tutto 1 su 3 degli 8 milioni e mezzo di iscritti resteranno a casa.
E sempre domani cambia la cartina dell'Italia a colori, prima ed unica regione in area bianca la Sardegna, dove ci sarà una riapertura graduale. Il presidente Cristian Solinas annuncia che l'ordinanza consentirà a tutti i ristoratori di tenere aperti gli esercizi fino alle 23, i bar fino alle 21 e tarderà l'orario del coprifuoco. Se nel corso della prima settimana di allentamento vedremo indicatori con segno positivo, ha aggiunto Solinas, procederemo con la riapertura di palestre, piscine e scuole di danza. Sul fronte vaccini, la nuova campagna dovrebbe scattare a fine marzo con l'obiettivo di arrivare a regime ad oltre 600.000 dosi al giorno, ovvero circa 19 milioni al mese. Il piano messo a punto dovrebbe coinvolgere una buona parte dei 300.000 volontari della Protezione Civile Nazionale per accelerare la vaccinazione che ad oggi, secondo l'ultimo dato del commissario straordinario per l'emergenza sanitaria, ha toccato quota 4 milioni di vaccinati. Oltre 1.300.000 le persone che hanno già avuto la doppia dose. Gli ultimi 2 militari di guerra tedeschi, superstiti, condannati definitivamente all'ergastolo per l'uccisione indiscriminata di militari e civili italiani, sono morti. Si tratta del centenario Karl Stark, accusato di vari eccidi commessi nel 1944 in varie località dell'Appennino tosco-emiliano, e di Alfred Storck, 97 anni, ritenuto responsabile di una delle stragi avvenute sull'isola di Cefalonia nel settembre del 1943 nei confronti dei militari della divisione Acqui. Nessuno dei due ha mai fatto un giorno di carcere o di detenzione domiciliare. A Orlando, in Florida, è atteso oggi il primo intervento pubblico di Donald Trump da quando ha lasciato la Casa Bianca. La kermesse conservatrice sarà per l'ex presidente l'occasione per riaffermare la sua leadership nel campo repubblicano. Nuova eruzione dell'Etna, la settima dal 16 febbraio. 2 le bocche eruttive e l'altezza raggiunta dell'attività è di circa 300 metri. Alle 9:33 di questa mattina il vulcano ha cessato di alimentare la fontana di lava del cratere sud-est, mentre resta in attività la colata lavica verso la Valle del Bove, come riferisce l'Osservatorio Etneo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. È tutto, a più tardi. Lecco Channel, Radio Giornale Nazionale. Sponsored by Crotti & Partners, la sicurezza per le telecomunicazioni in fibra ottica professionale per aziende. Chiama ora il numero verde 868 27 96. www.leccochannel.it. The Blue Light Blue Radio. C'è Live Like You, nuova Skoda Octavia, ibrida o a metano da €179 al mese e in più eco-incentivi con rottamazione. Skoda, simply clever. Concessionaria autocogliati Skoda, via di Vittorio 24 Lecco e a Merate in via Bergamo 38. LC. Il partner ideale per l'automazione industriale è Rama Fluid Parker Store. Distributore certificato Parker Hydraulics, specialisti nel controllo dei fluidi, oleodinamica e pneumatica. Rama Fluid anche per tubi ad alta e bassa pressione, centraline oleodinamiche, impiantistica a bordo macchina, service di pulizia oli idraulici e ricambistica industriale. Rama Fluid Parker Store, in via Marconi 15, a Oggione, Lecco. 0341 57 86 91 www.ramafluid.com. Rama Fluid, il partner più affidabile. LC. Vuoi sapere perché ci chiamiamo Le Specialità? No. Come no? Devi dire di sì, sì! Ok, sì. Di ristoranti pizzeria a Milano siamo pieni, ma solo Le Specialità ti garantisce gusto e sapori. Ordina il tuo delivery e take away a pranzo e a cena sul menù pizzeria e ristorante allo 02 73 88 235 oppure l'app di Deliveroo. Inoltre pietanze preparate su richiesta nelle varianti senza glutine. Le Specialità, via Pietro Calvi 29 a 2 passi dal Duomo. www.ristorantelespecialità.it. LC. E dopo la squadra sfidante ecco scendere in campo i nostri giocatori. Ma cosa vedo? Tengono sulla storica felpa della C Lecco. Ragazzi, momento da brivido! Si alzano tutti! Un coro unanime!
È arrivata la riproduzione della storica felpa dell'Aci Lecco. Dopo oltre 60 anni, ora puoi indossare l'emozione della squadra che ha segnato la storia della nostra città con la promozione in Serie A. Disponibile nelle taglie S, M, L, XL, la trovi su www.shoplc.it. Aci Lecco, la passione continua. LC. Te lo ricordi? Proposta del giorno. Trionfo di carni piemontesi di Fassona, vitello nostrano con dichiarazione di qualità, prosciutto di Parma di Langhirano, salsicce di Fassona piemontese, formaggi tipici della Valsassina. Sempre a casa tua, ma stavolta quello che scegli, se vuoi, te lo portiamo noi. Macelleria Sant'Ambrogio. Vai su www.macelleriasant'ambrogio.it o chiama al 373 85 10 762. Macelleria Sant'Ambrogio di Angelo Donghi, Corso Carlo Alberto 128, Lecco. www.macelleriasant'ambrogio.it. LC. Immagina di essere immerso in paesaggi, tra giardini botanici, monumenti, borghi, calette, 2-3 settimane o un weekend in un concentrato di bellezze, attrazioni e cose da vedere. Non stai immaginando. Treva Home ti propone affitti di casa vacanza nella splendida cornice del lago più bello del mondo, il lago di Como. Residenze in prossimità alle stazioni di approdo e partenza dei battelli e traghetti con Bellagio, Menaggio, Cadenabbia e Como. Quindi, la nostra vacanza da sogno! Treva Home. Info e prenotazioni al 340 22 45 235 o vai su trebahome.com. LC. Rilassati e soggiorna in un posto come casa tua. No, io voglio evadere da casa. Goditi una splendida vacanza al Costa Marina Bed and Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Appartamenti dotati di ogni comfort con vista meravigliosa, dove il sapore del mare diventa arte culinaria, tutta da assaporare. Costa Marina Bed and Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Info e prenotazioni al 348 8329 295. CostaMarinaPeschici.it. Facebook Costa Marina Restaurant and Wine Bar. www.leccochannel.it. 24 ore al giorno di musica e sport. Rieccoci in studio per il secondo tempo. C'è una sostituzione nelle file della Juventus Under 23 perché è uscito Brighenti evidentemente con un problema fisico dopo lo scontro con Pissardo nel finale del primo tempo. Dentro il numero 27 Ferdinando Del Sole, che è uno dei giocatori che commentavamo con Marco Pirovano, direttore tecnico della Cisanese, quest'oggi ci fa compagnia in questa partita, uno dei più esperti, comunque un classe 98 con un po' tutto dire, no? Fa un po' specie vedere la panchina della Juve con dentro due vecchi tra virgolette 98-99, per il resto sono tutti 2003, 2002, 2001, quindi porterà anche lui è 98, sicuramente a sostituire Brighenti sarà difficile, non penso che abbia le stesse caratteristiche, adesso vediamo un po' cosa farà, può darsi anche che magari mister ti aspetti qualcosa tipo Marques, magari Marques davanti, sicuramente davanti hanno la possibilità di poter ruotare con più giocatori. Tra l'altro uno dei migliori della Juve in primo tempo Marques, lo possiamo dire per il movimento che ha fatto insieme a Correia, no? Messo un po' in difficoltà la retaguardia dell'Lecco. Primo pallone giocato dall'Lecco, male, lo perde, rimessa laterale in favore della formazione quest'oggi in maglia arancione, io non so come definirlo, questo colore rosso-arancione della Juve, comunque sicuramente che non c'entra molto con la tradizione bianconera anche delle seconde maglie. Passate questa piccola polemica, Correia sgroppa sulla sinistra, entra in area, va sul fondo, poi lo porta, bravissimo, lo porta sul fondo, non ho visto se Merli Sala, Malgrati, che fa una giocata difensiva superba, e poi insomma forse Correia dice anche qualcosa, Malgrati si gira, però insomma grande esperienza qui si è vista del capitano che lo ha accompagnato sul fondo senza concedergli l'opportunità di crossare né di saltarlo. Del Sole mi sembra che si metta sul centro-destra, così a naso vediamo dopo essere entrato in campo al posto di Brighenti, colpo di testa, si lotta nel cerchio di centrocampo, insegue la sfera Magni. Un gioco però la Juve che ora sta cercando anche di far valere le doti tecniche per provare a reagire. C'è un calcio di punizione sulla tre quarti, già battuto da Correia. Lecco che ha giocato un ottimo primo tempo veramente con le reti di Capogna e Azzi, poi ha controllato, intanto ancora Lecco che in transizione con Magni sulla destra, Capogna e Iocolano in mezzo, Magni va all'1 contro 1, la sterzata di Dudu, palla sul sinistro, poi prova a calciare con un pallonetto, però deviata
calcio d'angolo. Era un Perso 3 contro po' 3, tempo lì, però, sì. era un bel 3 contro 3, sì, poi ha voluto andare a calciare lui. Vediamo, forse ha un po' perso un tempo di gioco in quel caso lì per provare a calciare, però c'è calcio d'angolo, seguiamolo perché Iocolano si sistema il pallone sulla lunetta del corner, va alla traversone, esce Nocchi che con le nocche allontana, e poi il tentativo di sinistro al volo di Magni, deviato in corner, e andava in porta la palla di Magni. Poi c'erano tante gambe davanti purtroppo, però perché l'area era affollata, però insomma, un bel gesto tecnico di Dudu il calcio al volo in sforbiciata volante, insomma, in bicicletta in questo caso, perché sforbiciata, sì. È un pallone che non scendeva molto rapidamente, non era facile da impattare, lo trova comunque l'impatto con il pallone, con il mancino. Tanto Foglia dalla bandierina, dall'altro lato del campo, uno schema Iocolano che va sul fondo, la mette dentro bene proprio per Magni, ma c'è l'anticipo di Nocchi che con i guantoni fa sulla sfera. Sono andati 3 minuti di questa ripresa, siamo sempre sul 2-0, però insomma Lecco che ha aggredito bene anche la ripresa. Sì, volevo farti notare questo calcio d'angolo, visto che loro difendono sui calci d'angolo a zona, è stata una mossa intelligente di muovere palla per andare a creare una situazione per rompere un po', diciamo, queste. È forse la prima volta che lo muovono, questo schema da calcio d'angolo, per cui una cosa che può portare vantaggi, perché comunque loro sono schierati, sono con le loro posizioni, e abbiamo visto che comunque il portiere esce come prima, e invece magari muoverla può creare magari qualche sorpresa, no? In più, sì. Tanto chiedo a Marco Pirovano, che insomma lui che è direttore, comunque è dirigente, quanto sia importante avere un gruppo come quello dell'Ecco che sta dimostrando di essere affiatato, no? Per poi vivere una stagione di alto livello. Sì, a prescindere dagli obiettivi, che sia per salvarsi o per vincere, il gruppo penso che sia una delle cose fondamentali. E il Lecco comunque per creare questo gruppo gli abbiamo dovuto dare un po' di tempo, perché ha messo tanti giocatori nuovi anche nel mercato invernale, bravi, ma sicuramente oltre a tecnicamente che lo stanno dimostrando in campo, penso che siano giocatori che si sono integrati bene in un gruppo che sta andando bene, perché fare questo tipo di partite ci vuole tanta gamba, tanta voglia, ma ci vuole soprattutto un gruppo che ci crede, che crede quello che dice il mister e che lo segue, perché sicuramente per giocare tanti giocatori, vedo anche i ragazzi che sono in panchina, qualcuno ha dovuto sedersi. Penso che chi entra entri con la voglia giusta, proprio perché c'è un gruppo creato, e per creare il gruppo ci vuole il tempo. Ad oggi questo ma lo si vede in campo, si vede nel come sono partiti il secondo tempo, e comunque sono ripartiti ancora belli affamati, belli compatti. Dopo sicuramente caleranno, ci saranno dei problemi a livello fisico, magari qualche errore, però vedere una squadra così dà proprio l'idea che ci sia qualcosa dietro, oltre ai grandi giocatori che ha dentro il Lecco per la categoria. Assolutamente. Intanto andiamo a leggere qualche commento su YouTube. Dai raga che prendiamo il Renate, scrive Marco, Antonio, grandi ragazzi, mi raccomando il secondo tempo. Walter San Giorgio ti saluta, Marco, grande Piro. Grazie. Antonio scrive non dobbiamo chiuderci dietro ma azzardare e continuare a giocare a calcio, quello che comunque sta cercando di fare, no? Lecco anche in questa ripresa, siamo al 50esimo, comunque più Lecco, no? Si è giocato di più in questa metà campo sotto la Nord, in cui attacca il Lecco nella ripresa piuttosto che dall'altra parte, nonostante il punteggio dica il contrario, no? Fondamentalmente, perché dovrebbe essere la Juve a cercare di muovere attacchi alla porta di Pissardo, Juve che però sta un po' confermando quelle che sono le difficoltà, le stesse che aveva trovato all'inizio della partita, no? Nel primo tempo, trovare linee di passaggio pulite per, come questo un bravissimo Foglia a intercettare proprio il pallone, a dare ancora in là l'azione dell'Ecco. Marotta però centralmente non trova Magni, che poi va a recuperare il palla, finisce a terra, subisce il fallo, calcio di punizione, no, fallo contro Magni, poi viene allontanata la palla. Rivediamo Marotta imbeccata centrale, poi l'intervento forse fallo di mano, Magni gli arriva alle spalle, lo anticipa, poi finisce a terra lui, ma viene fischiato gioco pericoloso per l'intervento sul numero 15 Capellini. Dunque calcio di punizione in favore della Juventus Under 23, che ha 40 punti in classifica, 4 in meno della Lecco alla vigilia di questo match, diventerebbero naturalmente 7, dunque diventerebbe anche importante per il Lecco tenere dietro un'altra avversaria, no? Per un posto playoff di alto livello. Comunque ricordiamo che
andare a fare i playoff da secondi o terzi o quarti è tutta un'altra storia, no? Marco, Certo. rispetto ad andarci da decimo, nono. Sì, anche se è un po' ottavo. presto per fare quei conti lì, no, però certo. insomma quando sarà il momento faranno anche quel tipo di... Magni dentro, vediamo se arriva qualcuno dall'altra parte, perché c'è un vuoto nella difesa, ci arriva il Lecco, il cross dentro, colpo di testa di Simone Iocolano che fa il 3-0, staccato altissimo Simone Iocolano, grande Lecco. Capogna, chi ha fatto l'assist? Stazzi? Andiamo a rivedere chi fa l'assist, perché mi è sembrato Seliak arrivare lì a destra e mettere dentro il pallone. Rivediamo ancora una volta, palla recuperata e... Al settimo del secondo tempo, anche qua i primi minuti sono stati... Allora c'è Magni a sinistra, il cross basso, rasoterra, non arriva nessuno, c'è vuoto nella difesa della Juve, poi allora arriva la sgroppata di Seliak che si porta il pallone sul fondo, la mette dentro, Iocolano salta altissimo in faccia al numero 13, il capitano della Juve Alcibiade, e realizza il 3-0, sesto gol stagionale di Simone Iocolano. Che gol, sembra quello di Ronaldo col crotone. Sì, se anche Iocolano stacca così alto, insomma, permettimi di dire che Seliak ha fatto una cosa da Serie A. Sì. Controllo Innanzitutto anche la perfetto, lettura tempo, della- lettura, palla giusta sulla linea, cross perfetto. Ha fatto veramente... Cioè io do l'80% del gol a Seliak, perché vabbè, Iocolano sì, poi ha saltato di testa, ci mancherebbe, ma il gol è grossissimo merito Sì, di poi ci è arrivato, Seliak. insomma, una palla che sembrava, stavamo aspettando di vedere chi arrivava e lui ci è arrivato. Sì, infatti ho detto chissà chi arriva, se arriva un giocatore del Lecco, della Juve, cavolo, che lui ci è l'inquadratura arrivato, non ci È che aiutava. quando è arrivato lucido nell'andare a fare questo controllo giusto, col cross ancora più giusto del controllo, perché ha fatto veramente due cose da giocatore vero. Ne parliamo poco di Seliak, però insomma sta facendo vedere veramente di avere... Tra l'altro cross dentro, va Pissardo con i pugni allontana in uscita, poi riesce a rigiocare la palla in Lecco e a ripartire anche velocemente, perché c'è Magni ancora a destra, però si piazza la difesa della Juve, Magni però spinge fino in fondo, li salta tutti, va, poi viene trascinato a terra, poi arriva anche il giallo per Alcibiade. C'è il prorompente motorino, mamma mia. c'è il motorino nelle gambe, sono come le biciclette quelle col motore. Questo Sì, è la mamma mia. pedalata assistita, no? I Magnilli sulla destra. C'è il cambio. Che aveva veramente saltato in velocità, lanciato nello campo spazio, aperto, campo aperto, tre giocatori della Juve. devastante. Sarebbe andato al 60esimo quasi, insomma. E ancora dopo comunque una partita bella gamba da spendere. Calcio di punizione per il Lecco con Iocolano che la batterà, tra l'altro sarebbero andati in porta perché lui scendeva sulla destra ma accompagnavano Capogna e Iocolano, quindi sarebbe stata sicuramente un'altra grande azione per il Lecco, potenzialmente pericolosa. 3-0, il Lecco non si ferma, non vuole fermarsi, la formazione di mister D'Agostino porta alcuni saltatori, vediamo dentro Malgrati, Merlisala, c'è anche Seliak e Kautz. Tante soluzioni per il gioco aereo, forse segniamo un po' poco da questo noi in stagione. Attenzione, quasi, perché Merlisala, Capogna che è andato a saltare sul palo corto, se rivediamo magari adesso replay, se Eleven ci propone questo replay, no, però ha sfiorato comunque l'incrocio dei pali. Noi ci prendiamo un piccolo break. www.leccocchannel.it The Blue Light Blue Radio. Che c'è? Live Like You, nuova Skoda Octavia, ibrida o a metano da €179 al mese e in più eco-incentivi con rottamazione. Skoda, simply clever. Concessionaria Autocogliati Skoda, via di Vittorio 24 Lecco e a Merate in via Bergamo 38. Uno col piede ci vede. Rieccoci in studio, parlavamo della capacità del Lecco di andare a segnare di testa, perché prima io ho detto segniamo poco di testa, da sviluppi di calcio piazzato però, perché invece per quanto riguarda le reti in generale firmate in gioco aereo è la seconda squadra in campionato. Oggi è la prima, perché oggi è la prima, gol di Iocolano, sì. Dunque un'altra risorsa che è stata poi sfruttata a stagione in corso dalla formazione di D'Agostino ed è migliorata in tutti gli aspetti, anche in questa. Qui Capogna difende il pallone, si prende il fallo all'attacco di due avversari. Marotta
difende anche lui bene il pallone, altra partita molto convincente del numero 14 bluceleste, si distende sulla sinistra, Iocolano per Azzi, va Azzi a crossare dentro di prima intenzione con la palla bassa per Magni, però c'è la lettura in anticipo, in questo caso di Alcibiade. Magni recupera ancora il pallone, ancora Iocolano, dentro un altro pallone, era buona per Magni che però in quel momento si era girato e gli aveva dato le spalle, non ha visto il passaggio di ritorno di Iocolano, che insomma era una lettura molto molto intelligente. Foglia può calciare, no, invece dentro il pallone per Iocolano, di tacco, Azzi sul limite dell'area a sinistra, vediamo se va sul fondo, si prova a sfidare Leone che però cade dentro il pallone, commette fallo Azzi, calcio di punizione in favore della Juve, però insomma Lecco che continua veramente a giocare, mi dà l'impressione che si stanno anche divertendo a vederli giocare, come questa azione. Mi dà proprio l'impressione che oltre a star bene in campo stanno proprio bene anche tra di loro, c'è questa voglia di passarsi la palla, di cercarsi. Perché la Juve non è che ha cambiato il suo modo di stare in campo, quindi il Lecco penso che se non cambia qualcosa la Juve non fa sta grossa fatica a arrivarla davanti. Certo, ci si aspettava qualcosa di più dalla Juve, no? Sì, Marco, sì, perché anche sicuramente questa anche andata un po' più di rabbia a livello agonistico, prendere 3 sberle dal Lecco, insomma, non vedo tutta sta voglia di ribaltarla, anche a livello nervoso. Sì, c'è qualche fallo, ma è perché non si riesce a stargli dietro a quelli palla sul secondo palo per Iocolano che viene anticipato, era ancora un 3 contro 2. Poi l'ultimo a toccare lui che manda la palla direttamente in nord, sfortuna qua, però insomma, scusa Marco, continua. Sì, l'idea è che comunque, vedi, continuano a partire da dietro, al loro ritmo bello blando, se perdono palla rincorrono, sono falli di gioco che prenderanno anche il giallo, ma non vedo la cattiveria e l'agonismo di una Serie C, di una squadra che deve fare qualcosa di più. Il 3-0 comunque sono 3-0, manca ancora mezz'ora abbondante di partita, insomma, più recupero. Non vedo neanche tutta sta voglia di ribaltarla, non la vedo in più nel Lecco che sta vincendo 3-0 nell'attaccare e andare a prendere palla. L'atteggiamento del Lecco è ancora bene, belli corti, vanno a aggredire, li fanno sbagliare. Cavoli, vedi, anche qua stanno facendo una fatica a venire fuori. Sì, loro invece che fanno fatica, anche piuttosto rinunciatari se vogliamo in questa fase, ma c'è tanta partita, come dicevi tu Marco, ancora da disputare, quindi l'Ecco che si sta divertendo, lo diceva mister Giulio Invernizzi, vuole continuare a giocare, a provare a proporre calcio per cercare magari di mandare in rete anche qualche altro giocatore, magari anche chi non trova da un po' la rete, insomma. Ultimamente stanno segnando un po' tutti, effettivamente, sì, questo è vero. Dudu, Azzi, Iocolano, Capogna, diciamo che Mastroianni aveva segnato, ultimamente manca qualche gol dei centrocampisti, ecco, quello. Mastroianni che quest'oggi non è comunque in panchina per problemi fisici. Panchina che vede Borsellini, Bonadeo, Lora, Marzorati, Liguori, Nannini, Mausso, Masini, Nesta, Moleri, Capoferri e Bolzoni per quanto riguarda il Lecco. Dall'altra parte Bucosse, Garofani, Compagnon, Gozzi, Barbieri del Sole che è entrato, Pisapia, Dellicarri, Miretti, da Grazia, Cosimo, Marco e Leonardo Cerri. Questo per quanto riguarda la panchina a disposizione di Zauli. La Juve che attacca sulla destra, c'è una rimessa laterale, rimane in zona d'attacco già battuta proprio del Sole che tocca il pallone centralmente all'indietro per Cappellini, si ricompatte il Lecco, riparte da dietro la Juve Under 23. Mister, potrebbe essere un'occasione questa sul 3-0 in casa, campo insomma che non è pesante per Mausso, per vederlo in quest'ultima mezz'ora magari. Sì, allora in Mausso lo stesso Liguori, è un giocatore che comunque sento che il mister ne parla bene, potrebbe essere magari l'occasione per poterlo vedere. E ti dico, a me piacerebbe rivedere ancora Masini, che è un giocatore che mi aveva colpito subito nel momento che era entrato, poi diciamo ha trovato meno spazio di quello che magari secondo me poteva trovare anche per la scelta del discorso degli under o meno. Diciamo, questi sono 3 giocatori che potrebbero diciamo trovare del minutaggio. Arriva un altro giallo intanto perché è rosso, perché è secondo per sì, è il secondo, attenzione perché poi Malgati va a muso duro, viene stato steso Iocolano, viene espulso Cappellini. Non serve fare bagara. No, non serve assolutamente. Anche Marotta, ovviamente ha detto qualcosa perché poi sono arrabbiati tanto. Marotta dovrebbe vedere se è entrato male, magari per fargli male. Ma rosso diretto probabilmente, rosso diretto, perché è sì. stato Infatti, rosso diretto, non era ammonito, era l'altro centrale. A rivederlo magari si capisce di più se è entrato per fargli male. Iocolano
alza la gamba, che mamma mia, che entrata davanti al guardaline, alza la gamba, lo colpisce. Infatti sono andati proprio in pieno. Un gesto da karate, da karate, praticamente in pancia lo colpisce, non ho visto male, quindi a palla insomma lontana, veramente un brutto fallo. Ecco, capiamo insomma perché anche Malgrati, Foglia e Marotta siano andati così, e io tra l'altro 2 minuti che a terra, quindi sarebbe anche, magari, visto che c'è mercoledì la partita, magari dici un cambio, parlavamo di Emmausso, potrebbe essere magari un cambio. Rivediamo ancora una volta la follia totale di Cappellini. Vado davanti al guardaline, proprio a distanza come da qui a tennis. Ma poi a 40 metri dalla porta su un fallo laterale, non c'era, continua a fare il gesto colpo quasi di karate, si parla con Alcibiade, non c'era questa pericolosità dell'azione, nel senso che comunque era, diciamo, controllabile, non era poi se voleva fare un po' di frustrazione c'erano 1000 modi per farlo. Una spallata. Questo è stato il fallo più stupido che poteva fare. Una spallata, lo accompagnava, al massimo prendeva un giallo, così. Però è stato un po' ingenuo. Non si è rialzato Iocolano, che continua a discutere. Per Lecco va bene, spezzettano un po' il ritmo, prende fiato, questi si innervosiscono. Insomma, in 10 uomini sotto 3-0 la Juventus Under 23 al 63esimo, dunque partita in discesa per la formazione di Mister D'Agostino. Ci sarà intanto calcio di punizione per la ripresa del gioco in favore proprio dei blucelesti. La follia totale qui di Cappellini, che insomma lascia in 10 la propria squadra. Che rischia di far male tanto anche adesso dovranno cambiare, dovranno mettere un centrale, gente giovane comunque, con nuovi in meno, insomma mezz'ora ancora da giocare. C'è spazio per divertirsi davanti, no? Per i giocatori del Lecco, continuare a insistere sull'acceleratore. Anche il discorso anche di preservare magari qualche diffidato per mercoledì. Un doppio cambio c'è nelle file della Juve, perché entrano il 25 Gozzi e il 14 Compagnon. Vediamo chi esce. Allora esce Correia per Compagnon. Si copre. Mentre il numero 25 Gozzi non abbiamo visto da chi ha sostituito, adesso vi renderemo conto comunque a breve. Raffia, dovrebbe essere uscito Raffia, dunque si copre, mi sa che ha paura si copre di prendere un'imbarcata di quelle che non fanno bene comunque, morale. Lancio lungo sulla punizione, in mezzo il colpo di testa di Merlisala, poi allontanato dalla difesa della Juve. A buon gioco Azzi, che era rimasto ultimo uomo dietro, prova ad aprire sulla sinistra per Magni, anticipato, ancora Foglia che rilancia lungo e alleggerisce. Magni è lì in agguato, ma a buon gioco la difesa della Juve Under 23. Piccolo break per noi. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. E dopo la squadra sfidante ecco scendere in campo i nostri giocatori. Ma cosa vedo? Tengono sulla storica felpa della C Lecco. Ragazzi, momento da brivido! Si alzano tutti! Un coro unanime! È arrivata la riproduzione della storica felpa dell'AC Lecco. Dopo oltre 60 anni, ora puoi indossare l'emozione della squadra che ha segnato la storia della nostra città con la promozione in Serie A. Disponibile nelle taglie S, M, L, XL, la trovi su www.shoplc.it. AC Lecco, la passione continua. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Qualcosa di buono? Sì, no. Siamo rientrati, insomma, dicevamo Emmausso dentro per Capogna, quindi mister, diciamo, Emmausso è una grande occasione, devi far vedere perché sei arrivato a Lecco. In questi ultimi 25 minuti ci devi far vedere, ci aspettiamo qualcosina sul 3-0, partita in discesa, in cui stai continuando comunque a giocare per divertirti anche a questo punto, perché insomma con la Juve anche in 10 uomini, tanto magari sia un po' incattivita la partita, però diciamo 25 minuti utili per poter dimostrare comunque le qualità del giocatore, che insomma si arriva da Catania, che comunque è una piazza importante, da quello che se ne parlava comunque di un giocatore tecnicamente molto molto dotato, perciò a 25 minuti per dimostrare le sue qualità, insomma, penso che andrà su
Dudu a fare la punta centrale. Mausso giocherà dietro con Iocolano. La possibilità anche di dialogare con Iocolano, insomma, con cui teoricamente insomma, parlano una lingua simile dal punto di vista dei piedi, quantomeno, quindi vedremo se ha bisogno di fiducia questo ragazzo, perché ci dicono comunque essere un ragazzo particolare, ha bisogno di trovare fiducia e minuti, e questa è l'occasione sicuramente buona per provare a farlo. Intanto c'è un tocco sbagliato di Marotta che regala la rimessa laterale alla formazione di Zauli, che è in 10 uomini per la follia di Capellini. Al 60esimo stende con un colpo da karate Iocolano in una posizione di campo assolutamente insomma a centrocampo, quasi tra centrocampo e tre quarti, quindi innocua per il Lecco, e lascia in 10 uomini la sua squadra. Se mi permetti, un altro che avrebbe bisogno di fiducia, di morale, di minuti è Moleri, sì, assolutamente. In una partita come questa, calcolando anche i centrocampisti diffidati tipo Marotta che abbiamo in campo, insomma sarebbe magari... Se non sbaglio sono diffidati sia Marotta che Foglia. Che Foglia è fatto male qualcuno. Bolzoni. Ha fatto male Iocolano? Ha buttato fuori la palla? Forse non ce la fa, vediamo, è a terra. No, ha buttato fuori la palla e si è accasciata, non so se è lui. Sì, forse Iocolano. Seduto in campo, si rialza adesso, vediamo. Sì, Iocolano probabilmente non ce la fa, infatti guardano la panchina. Sì, probabilmente Iocolano costretto a uscire, insomma il fallaccio di Cappellini probabilmente di prima. Esce corricchiando, insomma, sì, ma quello che stavamo dicendo prima, ci stanno a 20 minuti, 25 minuti dalla fine con il 3-0 con un uomo in meno. Non capisco però perché non si sia fatta prima, cioè appena entrato in Mausso, che era anche il cambio logico naturale, vabbè. Comunque Masini, niente, entra Masini, che ormai ha superato tutti gli altri nelle gerarchie dei giovani. E lui ha fatto vedere grosse cose quando si è presentato la partita al secondo tempo con Livorno, veramente un giocatore che... Va a fare la mezzala a rinfoltire il centrocampo? Lui poi alla fine nasce mezzala, poi si adatta anche a fare il quinto, però veramente mi aveva impressionato la mezz'ora che aveva fatto con Livorno. Infatti mi ero sbilanciato dicendo che era comunque un giocatore veramente molto molto importante per questo Lecco. 3-0 alla 69esimo, ormai ci avviciniamo agli ultimi 20 minuti di partita, e Mausso è quello che tocca il suo primo pallone, lo lavora bene sulla destra per Merlissana. Intanto è entrato, come abbiamo detto, Masini al posto di Iocolano, acciaccato dopo il colpaccio subito da Cappellini, che è stato espulso. Dentro il pallone, sulla schiena Manghini, se lo ritrovano un po' giocarlo Foglia, di prima intenzione, bene a sinistra senza guardare per Mausso, vediamo se cerca l'1 contro 1, incespica sul pallone e lo perde, e riparte la formazione della Juve. Qui insomma Mausso si è un po' divorato una bella occasione, perché è andato in difficoltà dal nulla. Qui forse qua si vedono un po' le incertezze, secondo me non deve strafare, cioè deve entrare un po' più un po' più diciamo ecco, magari poi dopo col passare dei minuti, se hai la giocata puoi farla, no, per carità, però le prime palle soprattutto sono quelle un attimino un po' però magari è la smania di dover dimostrare, lui in questo momento secondo me patisce un po' quello, no? Non deve fare questo errore di voler strafare, se no rischi veramente di far male, perché dopo le cose non ti riescono, perdi palla, ti innervosisci e fai fatica, sì. Azzi si è vista un po' meno nel secondo tempo, insomma, come se, mi permettete, non ne abbiamo avuto bisogno, cioè, non so, si è mosso in modo intelligente, è stato lì, di quando sono mai venuti giù, è stato lì, ha usato un po' la testa, cosa che dovrebbe fare adesso Lecco, per cercare di non prendere ammunizioni, magari di risparmiare anche qualche energia per mercoledì. Poi dopo credo che comunque qualcosa, come stanno facendo adesso, qualcosa ci concedono ancora. Masini ne ha, perché appena entrato cerca di portare via la palla a Correia, però riesce, infatti il recupero palla poi però viene fischiato, fallo da Cavaliere, che è il direttore di gara, e dunque riparte la Juve, che però veramente ha grande superficialità in queste giocate. Mausso, gli viene anticipato il pallone da Dabò, vediamo se Azzi conquista il calcio d'angolo, no, rimessa laterale in zona d'attacco, ancora una volta la grande leggerezza con cui la Juve cerca di uscire fallo contro, dalla propria area di rigore, che veramente alcune giocate sono sanguinose e continuano veramente, perché un po' questo l'abbiamo detto noi, anche Lecco continua, non si è abbassato, Queste sono le classiche situazioni in cui veramente io
lo dico anche da juventino, no? Perché nel senso sono tifoso comunque della Juve, naturalmente della squadra di Pirlo, no? Sin da bambino, però non concepisco questo tipo di gioco, perché questa è una classica situazione in cui magari poi l'allenatore, in questo caso Zao, però direbbe no, però ho visto delle buone cose nonostante questi errori fuori da... Insomma, poi subisci 2 gol, come si fa a difendere con questo tipo di impostazione che non paga, almeno con questi uomini, ma neanche per la prima squadra, se vogliamo allargare il discorso, paga, però insomma... Noi ci prendiamo queste letture su questi passaggi della Juve perché riusciamo sempre a intercettare il pallone e a non è entrato rigiocarlo. bene comunque il Marusso. Il Marusso non è entrato bene in partita. Lo vedo un po' leggerino, anche nei contrasti non rincorre, vediamo se quei 20 minuti qua riesce migliora un pochettino. Insomma, è una bella opportunità, sul 3-0. Magni, che numero in mezzo a 2 uomini, va via. Centrale, Magni, ancora il dribbling tunnel, poi chiede forse un po' troppo, eccolo il Mausso che fa fallo di mano. Non è entrato bene. No, non riesce neanche a stoppare un banale pallone, proprio in difficoltà psicologica. Vediamo se in questa pausa pubblicitaria si sblocca. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. Vuoi sapere perché ci chiamiamo Le Specialità? No. Come no? Devi dire di sì, sì! Ok, sì. Di ristoranti Pizzeria a Milano siamo pieni, ma solo Le Specialità ti garantisce gusto e sapori. Ordina il tuo delivery e takeaway a pranzo e a cena sul menù Pizzeria e Ristorante allo 02 73 88 235 oppure l'app di Deliveroo. Inoltre, pietanze preparate su richiesta nelle varianti senza glutine. Le Specialità, via Pietro Calvi 29 a 2 passi dal Duomo. www.ristorantelespecialità.it www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Eccoci, stavamo commentando la grande partita di Magni, no? Perché poi veramente gli viene tutto facile e in questo momento controllo in corsa che magari invece era un po' il suo tallone d'Achille nelle prime partite di campionato, la velocità la sappiamo, veramente la capacità di sfidare nell'1 contro 1 l'avversario, ma sta veramente a presenza a tutto campo quest'oggi che sta convincendo in crescita nelle ultime settimane. Dall'altra parte il contraltare è Mausso che invece è un po' in difficoltà. Marco, quando tu insomma conosci bene, no, i giocatori, perché sei stato un giocatore e li conosci da dirigente, la fiducia fa veramente tutto. Sì, sicuramente la personalità del ragazzo, io non conosco di persona il Marusso, parlando di lui è entrato male nel senso che vedo che è un po' leggero, non si rende conto che è una bella opportunità, entrare sul 3-0 contro la Juventus, e penso che quelli che non sono entrati, che sono lì, vorrebbero entrare tutti, quindi penso che la prima cosa da vedere è lo spirito, il modo di presentarsi, anche quando prendi palla, la perdi, la riprendi, insomma un pochettino ha lasciato desiderare, il contrario di Maggi. Austria sta facendo, secondo me è stato uno, se non il migliore fino adesso, per la qualità e la quantità di quello che sta facendo. A me me lo ricordo le prime partite che ho visto del Lecco, diciamo che non è che dava fastidio, ma un pochettino mi irritava l'atteggiamento che aveva in campo, per le qualità che aveva. Adesso vedo un giocatore che insomma in questo momento è ben integrato nel progetto tecnico e tattico di D'Agostino ed è fondamentale veramente per sé e per i compagni, quindi veramente bravissimo. Sì, poi quando gli dai palla, insomma, ti fa contare fino a 10 prima che la perde, la squadra ha la possibilità di salire. Fosse andato in porta prima con quell'azione sarebbe stato veramente stiamo chiedendo un po' troppo, lo teniamo per la prossima partita, perché se fanno tutto oggi Ostrica dopo si rischia di mercoledì, rimanere delusi. Mercoledì c'è Renate. E ricordiamo che Iocolano è uscito toccato duro da Cappellini, che poi è stato espulso, speriamo non dovrebbe essere niente di grave. È uscito correndo, corricchiando. Precauzionale secondo me. Sì. E intanto calcio d'angolo andrà a battere lo Leone dall'altra parte per la Juve Under 23 che si riaffaccia dalle parti di Pissardo dopo una decina di minuti abbondante. Cross dentro, il colpo di testa di anticipo di Malgrati, poi Dabò la tocca. Vediamo se ci arrivano prima, i giocatori del Lecco, Conazzi che la rincorre, salva la rimessa laterale, riesce anche a servire Magni che però ha sbilanciato, cade a terra, ma c'è sì il fallo di Oliveira che si era staccato ed è andato in anticipo. Ci sarà un altro cambio nelle file della Juventus perché dovrebbe entrare il numero 19, no? Sta nella penombra lì sotto la tribuna delle Monticepi, non vediamo, sì, 39 che è Leonardo Cerri. Un 2003, un 2003.
Anche il Lecco fa anche due Stavano cambi. dicendo di Dudu, secondo me con Azzi oggi sicuramente. Capoferri e Bolzoni. Capoferri e Bolzoni nel Lecco. Vediamo chi esce. Marotta per Bolzoni e andiamo a vedere chi esce. Azzi. Sì, Azzi con Dudu, stavo dicendo prima, veramente forse i due migliori in campo oggi. Azzi poi è calato nella ripresa, ma come diceva giustamente Marco, si è messo diligentemente lì a presidiare. Anche se è la difficile trovare i sinistra. migliori oggi. Sì, tutti molto bene. Forse Loro Magni, due però sono quelli probabilmente che Magni in assoluto. si saltano fuori un po' di più. Magni per la presenza è stato più costante nell'arco dei 77 minuti fino adesso. E anche per la personalità, ti dirò, oggi veramente ha dimostrato, quello che ha preso adesso comunque ha dimostrato comunque di essere cresciuto anche sotto quell'aspetto lì. Gioca più per la squadra che per se stesso, come magari faceva all'inizio. Perché poi ha trovato fiducia, no? Abbiamo detto che la fiducia è veramente importantissima. Sono un estimatore, cioè a me piaceva anche quando non era a questi livelli, perciò figurati in questo momento posso essere solo contento di queste prestazioni che sta facendo. Veramente è cresciuto tanto. Si rivede anche, intanto è uscito Marques che poi è calato per Cerri, che poi è calato tanto Marques nella ripresa, ma è calato tutta la Juve sul 3-0 e in 10 uomini per le espulsioni di Capellini. Si rivede Capoferri che insomma fa qualche minuto importante. È un giocatore importante Capoferri. Un giocatore importante che ha tirato un po' la carretta di a anche sinistra nei nella prima cambi parte di penso stagione. che si vede la differenza nei cambi del Lecco per i giocatori, i cambi che c'ha la Juve, insomma la differenza non è poca. Per mettersi certi cambi, soprattutto sul 3-0, ti dà anche tranquillità, perché la cosa importante adesso è, al di là di fare ancora gol, sicuramente di finire senza reti, senza subire reti, sicuramente, perché comunque dà solo fiducia, e penso che il mister sia contento di quello, di non beccare gol oggi, una partita così. Anche perché è la tenuta difensiva. Mister, tu dicevi che nelle ultime partite, adesso poi magari vado a recuperare anche lo scout, ma veramente ha cambiato volto da quel punto di vista lì. La non ci tirano, non ci stanno tirando in porta. Anche oggi, diciamo, l'unico tiro che poi non è stato in porta è stato nel primo tempo, questa indecisione sull'uscita di Pissardo, che poi ha sfiorato il palo, ma poi alla fine di parate Pissardo ha fatto 2 uscite su cross laterali e basta. La punizione di Brighenti è andata alta, di tiri in porta, ma la cosa è non prendiamo tiri né da fuori aria né in aria, non ci tirano. E questo è sicuramente un motivo comunque di equilibrio. Un gol subito nelle ultime 7 partite ed è quello del 2-1 della Carrarese, nonostante la vittoria per 2-1. Tanto io qui rompo una penna. Sì, che poi anche lì il gol con la Carrarese fuori gioco, cioè punizione che non c'era, palla che sbatte sulla traversa, cioè un po'. Però è una partita che comunque hai vinto 2-1, quindi voglio dire, no, ci può anche stare, non è stato un gol influente da quel punto di vista. E qui veramente ti ha svoltato la stagione, perché comunque era su palla inattiva, su azione non so, bisognerebbe andare ancora indietro a vedere quando ci hanno fatto gol su azione l'ultima volta. Su azione, perché poi abbiamo prima di quello il gol subito è l'1-1 con la Giana, la 20ª giornata. Io adesso non ricordo a memoria, vado a controllare che gol fosse, che tipo di gol fosse con la Giana, ma forse anche quello. Andiamo a recuperarlo giusto per insomma dare continuità a quello che stavamo dicendo, se il nostro archivio mi permette di andare a recuperare. Intanto la Juve che attacca sulla destra con uno dei nuovi entrati, che è il numero 29. Leone centralmente, la palla sul mancino, però costretto a defilarsi, non può calciare in porta, se la riporta sul destro, poi prova a calciare, trova il muro di Bolzoni davanti a sé. Bolzoni che rientra dopo l'infortunio, insomma un giocatore naturalmente, lo diciamo, molto molto importante, per cui tanto si scontrano, ma c'è fallo. Se non ricordo male, su palla inattiva, che c'era anche un... Sì, da calcio, il gol arriva ancora da calcio piazzato, anche qua, quindi il tuo discorso bisogna andare ancora più indietro per trovare un gol che non arrivi da calcio piazzato. Prima del gol con la Giana, intanto entra lo staff della Juve per il numero 27, che è del Sole, che è rimasto a terra, con la Lucchese probabilmente, mister, perché i 2 gol con la Lucchese, andiamo a rivedere anche quelli. Qua in Dopodiché casa, ci concediamo un piccolo break, così andiamo a recuperarli.
il gol www.leccochannel.it. The Blue Light Blue Radio. Il mio nuovo SUV, bellissimo. Ma stavolta mettiamo delle regole. Non si mangia in macchina. Giù i piedi o ve li taglio. Niente musica a tutto volume. E Zorro, tu rimani dietro. Vabbè dai, iniziamo domani. Nuovo Opel Crossland, bello da vedere, SUV da vivere, da 13.950 euro in tutti i concessionari. Introducing the new Opel. Sala Luciano, concessionaria esclusiva Opel per Lecco e provincia. Via Fratelli Figini 10, Lecco, salaluciano.it. www.leccochannel.it. 24 ore al giorno di musica e sport. Rientriamo perché si è ancora a gioco fermo, siamo sul 3-0. Lecco sulla Juve, si era fatto male del Sole, ma insomma sta rientrando, non dovrebbe avere grossi problemi per continuare questa finale di partita. Un dato che abbiamo recuperato nel corso della pausa: 810 minuti senza subire una rete il Lecco mister su azione, cioè è veramente tantissimo. Sì, è un po' quello che abbiamo, diciamo, sottolineato inizio trasmissione, no? Questo equilibrio che la squadra ha trovato in questo inizio anno. Gli equilibri che hanno portato comunque Pissardo a essere sempre comunque nel vivo dell'azione, perché è un portiere che lo vediamo anche adesso, sa giocare, esce bene, dà tranquillità. E sicuramente il fatto di non essere tanto impegnato lo ha messo nelle condizioni anche di essere comunque in fiducia. È un portiere che comunque è importante per questa categoria e siamo contenti che comunque il Lecco in questo momento sia con questi numeri, con questi minutaggi senza prendere gol su azione. Assolutamente. Intanto andiamo a leggere qualche commento che ci arriva su YouTube mentre il Lecco riconquista un altro pallone con Emmausso, che apre bene questa volta a sinistra per Capoferri, ha un po' di spazio, viene costretto ad arretrare dal rientro di due avversari, raddoppiano su di lui, bene Capoferri che mantiene il possesso del pallone con calma per Kautz, che poi riparte da dietro, sicuri sul podio, ma io la vedo ancora più bella, dice Marco Ballestrin. Battiamo Renate e poi non ci fermerà più nessuno, insomma, un passo alla volta. Oggi battiamo la Juve, mercoledì pensiamo a Renate e Marco, ma vediamo anche cosa fa oggi il Renate. Intanto a terra cade da solo, non so, un giocatore della Juve, viene fermato il gioco, vediamo se si rende conto l'arbitro che è a terra. Non ho capito come sia finito a terra il giocatore della squadra piemontese, vediamo se si capisce qualcosa, si tocca il capo, ma io credo che la Juve non vede l'ora che finisca questa partita. Sì. Ci sarà un cambio, probabilmente uscirà lui, vediamo, non ho visto bene se si tratta ancora del Sole, che magari ha avuto qualche problema. Comunque entrerà Fabio Miretti, che è un classe 2003. La partita iniziata male, sta finendo. Ha fatto male prima del Sole, sul contrasto in aria. Sì, infatti ho avuto il dubbio che fosse lui, perché si è accasciato ancora, non ce la fa proprio. E dunque entra Miretti, un altro classe 2003, insomma i ragazzini, no, della Juve che vengono lanciati in campo. Stavamo dicendo appunto Renate, vedremo un pochino che cosa farà oggi. Marco ci chiedo se Renate può avere difficoltà col Piacenza. Certo che le può avere difficoltà col Piacenza, Renate, è una partita un po' un calo comunque complessivamente. Noi abbiamo visto il Piacenza domenica scorsa, comunque il primo tempo un Piacenza vivo, un Piacenza che comunque non regala niente, poi ci mancherebbe. Il Lecco ha fatto, ti ripeto, un partitone, soprattutto a livello fisico nel secondo tempo, ha strameritato la vittoria, ma diciamo il Piacenza è un avversario da temere per il Renate, sì. Assolutamente. Intanto siamo giunti all'85esimo e ha messo le armi ha messo via le armi questi qua del Lecco, della Juventus ormai. Sì, perché insomma aspettano veramente solo la fine, che poi hanno perso due attaccanti per infortunio e poi il difensore centrale per squalifica, perciò insomma al di là della sconfitta anche a livello poi di infortuni o squalifiche diventa sicuramente difficile per loro, quindi non vedono l'ora che finisca questa partita. Si lotta sull'out di sinistra, Seliac lo porta sul fondo, poi il tentativo di cross, c'è Pissardo però che non ha problemi
La Juve che comunque nella ripresa poi non è riuscita praticamente mai a calciare verso la porta di Pissarra. No, poi il 3-0 comunque gli ha 3-0 poi l'espulsione gli ha proprio tolto ogni speranza. Assolutamente, dunque un Lecco che è stato in grande controllo, non è caduto neanche nella trappola, se vogliamo così, del nervosismo, quindi veramente grande maturità nella gestione della partita da parte dei ragazzi di mister D'Agostino. Il lancio sulla destra, il velo, poi Magni che può andare in porta, vediamo l'1 contro 1 contro Alcibiade, Magni, la palla sul mancino, libera per Capoferri che può andare a battere con il mancino e segna il 4-0. Il Lecco cala il poker sotto la Nord, Capoferri con il diagonale vincente, ma grande giocata ancora una volta in transizione del Lecco, Magni bravissimo, e poi Capoferri qui tutti ad abbracciarlo perché se non sbaglio è il primo gol in blu celeste di Capoferri, quindi se lo merita perché calciato bene, con grande forza, pulito diagonale, preciso. Rivediamo la transizione del Lecco, e Mausso dà il via alla transizione e poi Magni molto bene. Dopo difende palla, penso che si porta a casa il migliore della giornata. Ecco, in un altro momento qua avrebbe calciato, avrebbe cercato una cosa strana. Velo di Mausso molto bello, permettetemi di dirlo perché l'abbiamo giustamente punzecchiato per gli errori appena entrato in campo, magari non concentratissimo, invece qui fa una bella giocata perché il suo velo permette a Magni di giocare un pallone di assoluta qualità e trovare il 4-0, tanta roba ragazzi, veramente 4-0, poker servito anche alla Juve. Lecco che continua a dimostrarsi in grande salute, siamo all'88esimo, ormai si aspetta soltanto la conclusione di questa partita, però sì, Magni giustamente come dicevi Marco si prende è il titolo di migliore in campo, direi abbastanza. Penso che non dia fastidio a nessuno, tutti bravi, ma ancora lui recupera ancora palla, veramente fa quello che vuole. Magni entra in area, vediamo se sfida ancora un giocatore, viene portata via la palla, però forse qui ha chiesto un po' troppo, però insomma si diverte ancora continua a pressare, segue a tutto campo a uomo da recupera palla Merlisala, ancora Magni, viene attaccato, questa volta c'è è meglio che li fa sul 4-0 così che sullo 0-0 al limite dell'area, no? Così dà anche modo a chi guarda la partita anche di vedere qualcosa di più delle solite cose. Cavoli, giocatore così, insomma, non dico che, però penso che chi ha visto la partita si sia divertito per le giocate, oltre a questa anche il dribbling che ha fatto prima la serpentina fino al limite dell'area. Immarcabile oggi veramente Magni, che ha servito anche l'assist per la corrente Capoferri in occasione del 4-0. Seguiamo un calcio di punizione per il Lecco, lo batte Foglia se non vedo male. Merlisala che lancia lungo sul secondo palo, Capoferri l'appoggia corta per Mausso, limite dell'area, prova l'1 contro 1 e Mausso prova ad andare sul fondo, lo raddoppiano, viene chiuso da Dabò, rimane in avanti però ancora il Lecco, ancora Mausso sulla linea dell'out, riesce a difendere bene il pallone all'indietro. Riparte da Malgrati, ci avviciniamo al 90esimo minuto, vedremo poi quanto si andrà a recuperare, insomma teoricamente poco perché non cosa c'è da recuperare su un 4-0. Penso che Mari faccia anche poco di recupero perché poco. Tu Stefano avevi detto 4-1, diciamo ti sei avvicinato. Meglio 4-0, io avevo pensato una sorta di partita di questo tenore dopo le prime battute perché mi aspettavo diciamo così, lo svolgimento è stato del tema, è quello che mi aspettavo, insomma, a inizio partita. Bravissimo il Lecco veramente, 4 minuti invece di recupero, io non le capisco queste cose, comunque vabbè, si sta in campo ancora per un po', 4-0 con le reti di Capogna, di Azzi, poi il 3-0 e poco fa la rete splendida di Capoferri, 3-0 di Simone Iocolano, e un Lecco che ha fatto vedere veramente tante cose oggi nell'arco di questi 90 minuti. Ci sono tante cose che dicono anche un po' per quello che è il proseguo della stagione, no? Già da mercoledì uno snodo fondamentale contro il Renate per cercare di capire anche quali possono essere gli obiettivi in questo finale di stagione. Stavo facendo una riflessione che di solito quando si finisce il girone d'andata si fa una previsione, come diceva D'Agostino, 60 punti, no? Che si diceva si era girati a 29, l'obiettivo era 60 e che di solito nel girone di torno si fanno sempre meno punti, però se andiamo a vedere di questo inizio di girone di ritorno il Lecco ha fatto molti più punti rispetto all'andata.
adesso non so dirti di preciso quanti, però già andiamo a recuperare anche questa, tra l'altro di solito il ritorno si fa sempre più fatica, invece tra l'altro mister D'Agostino che aveva detto alla fine, commentando il bilancio dell'andata, dobbiamo fare almeno gli stessi punti dell'andata, che erano 29 sì, e tutti abbiamo detto insomma no, pochi ragazzi, non si può dare un input di questo genere perché sono troppo pochi per la stagione che per vuoi farne fare. di più devi fare prestazioni come queste, non ce n'è di storia. All'andata con la Juve hai perso, per dirti, c'erano già 3 punti che comunque stai facendo in più, col Piacenza avevi perso, hai vinto, con la Canarese hai pareggiato. Sono 18 punti in questo girone di ritorno in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partite. All'andata bisognerebbe guardare 18 punti in 8 partite, all'andata invece ne furono fatti 4, 7, 10, poi una frenata brusca, 11, 12 punti in 8 partite. All'ottava con la Juve furono fatti 12 punti. 6 punti in più. Sì, se le prestazioni sono queste, sulla falsariga di queste, insomma, secondo me si fa fatica a non far punti. È logico che dopo bisogna avere anche tutta la rosa disponibile, non avere infortuni, però se l'atteggiamento è questo, la partita col Como, ma anche domenica col Piacenza, penso che più o meno sulla falsariga, qua, poi magari il risultato meno, dipende anche dall'avversario, se ti lasciano giocare di più, tieni in conto domenica una traversa e un palo. Bravo. Esce Pissardo bene in anticipo. Se cade qua rischia di fargli il rigore e magari qualcosa di più. Tanto ci chiedono se insomma possiamo giocarci anche per il primo posto, ci chiedono i nostri ascoltatori e spettatori di richiedercelo tra qualche domenica, tra un mese. Se il Como ha un calendario difficile, andiamo a vederlo. La trasferta di Olbia intanto per cominciare mercoledì non è da prendere, ne sappiamo qualcosa noi, e non è da prendere con le è da prendere con le pinze. Dopodiché avrà Prosesto in casa la trasferta di Vercelli, Albino Leffe in casa la trasferta di Piacenza. Insomma il calendario. Sì, poi nel girone di ritorno magari trovi squadre che hanno bisogno di punti, sulla carta sembrano che sono distaccate da te, ma si fa fatica. Diciamo che nelle prossime 4-5 partite si potrà capire molto del campionato del Como, perché sono importanti queste partite, quindi da lì forse tra un mese ci sbilanciamo. Ci sbilanciamo un pochino dando queste risposte ai nostri amici. Seliac difende il pallone lì sulla bandierina, esce bene il Lecco, siamo a 15 secondi dalla fine della partita, dunque sarà presumibilmente l'ultima azione del match. Dopodiché insomma andremo a sentire ancora una volta il nostro Albino dal Rigamonti Ceppi per il commento finale a questa partita che Lecco sta meritatamente conducendo per 4-0, 2 reti per tempo, ed è servita anche la Juve di Lamberto Zauli. Lancio lungo e Mausso, controllo difficile, poi però bene, all'indietro, cerca di servire un compagno all'anticipo, vediamo se l'arbitro fischia, no, si continua a giocare. Tacco all'indietro di Oliveira, la Juve che aspetta soltanto il fischio, l'Ecco però continua ad andare a pressare, Masini grande, con Mausso in raddoppio, hanno voglia di mettersi in mostra i ragazzi blucelesti, bravi, perché fino al 94esimo a inseguire il pallone, giusto così. Spirito giusto, bravi. È quello che avrà proprio mancato a lungo durante la stagione, ce lo prendiamo molto volentieri adesso, tanto la Juve prova a chiudere in avanti con questa azione a sinistra, ma c'è l'intervento splendido di Merli Sala che va ad anticipare, si gioca praticamente fino al 95esimo, allora vediamo, mancano 5 secondi, il Capoferri, la chiusura, si porta il pallone verso l'esterno, subisce fallo e probabilmente qui finisce la partita. Il Lecco schianta a Rigamonti Ceppi la Juventus Under 23 per 4-0, una partita superba veramente della formazione di D'Agostino, che dimostra grande qualità, dimostra carattere, la voglia di inseguire il pallone fino al 95esimo e naturalmente mostra anche tutto il suo talento in campo, una forza che consentirà alla formazione bluceleste di andare poi a giocarsi in questo finale di stagione un piazzamento di alto livello nella classifica del girone A di Serie C. Intanto Iocolano cammina con prudenza, si vede, però insomma non dovrebbero esserci problemi per lui. Fausto dalla regia ci collega con il nostro Albino. Albino, mi senti? Sì, benissimo, e voi mi sentite? Penso bene. Tutto forte e chiaro dalla tribuna del Rigamonti Ceppi, dove hai assistito insomma a una splendida partita dell'Eco, forse una delle migliori prestazioni stagionali, che conferma ancora una volta la grande crescita continua dell'Eco, ma permettimi di dire che forse la cosa più bella è vedere ancora i giocatori, soprattutto quelli entrati poi nella ripresa, inseguire il pallone sul 4-0 al 95esimo.
Sì, perché questa è una dimostrazione anche che ci stiamo credendo e ci crediamo e so che sia così. No, io francamente vorrei fare i complimenti al Lecco e al mister che ha fatto una grande prestazione. No? E poi devo dire che la Juventus è stata veramente strapazzata sotto tutti i punti di vista. Cioè. E aggiungerei invece una nota di demerito ancora una volta, e mi dispiace doverlo sottolineare, una nota di demerito relativa all'arbitraggio, che è stato veramente indecente, ma anche coadiuvato male sia dal quarto uomo che dai due segnali. Sì, fortunatamente non ha pesato, no, oggi poi sull'economia della partita. Vedere una partita che è stata giocata benissimo da parte del Lecco, con grande intelligenza tattica e anche grandi tenacità, poi potrebbe essere girata parte degli episodi. Ci sono stati poi quei due falli, uno quello su Iocolano, no? E una serie di altri falli che veramente hanno lasciato perplesso le poche persone che c'erano in tribuna, perché addirittura erano da fischiare quando non li ha mai fischiati. Senti, Albino, la grande partita di Magni, che è cresciuto tantissimo nelle ultime settimane, oggi è veramente padrone assoluto in campo, cioè veramente una grande personalità. Sì, speriamo non si sia fatto male seriamente, solo una botta, perché è toccando sul ginocchio, e questo è in grandissima crescita. Io direi che in queste ultime 3-4 partite Magni è veramente dimostrato di essere un giocatore adatto a dei palcoscenici veramente importanti, come lo sono quello di Lecco, ma ce ne potrebbero essere anche altri. Senti Albino, già in grande crescita. L'ultima domanda prima di salutarti, ci scrive Marco Molteni: salutatemi Albino, ci credi al primo posto? Ti giro la sua domanda. Allora, ci credo perché voglio crederci, ma anche perché ci sono le possibilità. Questo qui è un campionato strano, non c'è un dominatore. Ripeto, il Como si comporta da squadraccio, cioè è forte con i deboli, e appena trova una squadra tignosa tipo la Pro Patria, incassa due pere. No. Sì. È giusto crederci, ci credo, sì. Poi me lo auguro soprattutto. Assolutamente. Grazie Albino, allora senti, buon rientro, alla prossima. Grazie Albino da Riga Monticepi, ciao. Rientriamo in studio. Intanto io volevo solo rispondere a Marco Balestini, che dice: all'andata abbiamo pareggiato dove è perso, ma non capisco a chi si riferisce, perché non abbiamo detto che abbia perso con la Juve il Lecco, ha pareggiato 1-1, la rete di Fagioli, sì. Quindi insomma questo è quanto. Un commento finale, mister. Il Lecco insomma continua la sua crescita, arriva all'appuntamento con il Renate con il morale a 1000, che era forse quello che anche più serviva per andare a giocarsi poi uno spezzone di campionato con tanti impegni ravvicinati nel migliore dei modi. Sì, arriva in salute, arriva bene a livello di testa, a livello fisico, a livello di comunque consapevolezza. È il momento, diciamo, giusto per poter dare la zampata per stare lì nei primi posti, perché secondo me mercoledì un po' si decide, perché un risultato positivo alimenta ancora questo tipo di prestazioni, questi numeri che abbiamo elencato prima, e comunque inizierebbe un attimino a far paura a quelle che sono davanti a noi, perché fare il risultato con Renate mercoledì diventa fondamentale. Assolutamente. Allora, prima di salutarci chiedo anche a Marco Pirovano, insomma, da dirigente, secondo te in questo momento all'interno dello staff e della società cosa si mettono come obiettivo per questo rush finale? Credo che la cosa fondamentale adesso da parte della società, ma dal mister al suo staff, sia di non caricare troppo la partita di mercoledì, perché si arriva già a posto con un buon risultato, penso che ci sia serenità. Non caricarla troppo, perché si rischia se magari si parte male o comunque le cose non vanno come devono andare, ma come può succedere nel calcio, per un episodio o qualcosa, ecco, si possa trasformare da una cosa positiva a una cosa negativa, la troppa foga, la troppa voglia e la troppa spensieratezza. Penso che adesso il Lecco debba solo continuare con questo tipo di atteggiamento, che è la cosa più importante, al di là del risultato. Secondo me, se l'atteggiamento è questo e si vede una squadra in campo come è stato oggi il Lecco, comunque io sono abbastanza tranquillo e sereno che dopo magari mercoledì non si vincerà, si pareggerà, ma comunque si va via da squadra. Adesso il Lecco dà proprio l'impressione quello che abbia tutto per andare a affrontare il Renate. Se non è il Renate un'altra squadra, cambia poco. Secondo me il Lecco adesso non deve pensare a chi affronta, ma come lo affronta,
come l'ha affrontato oggi. Può essere padrona un po' del proprio destino. Sì, punto, penso che perché... se è così, al di là di chi si trova, con quell'atteggiamento qua, penso che di problemi non ce ne siano. Dopo ci sono tante cose, sono gli episodi, l'arbitro, il fuorigioco, però con questo tipo di atteggiamento penso che se è Renate o che ci sia Piacenza o Livorno o qualsiasi squadra, lei deve preoccuparsi più di se stesso. Grande personalità, insomma, che in questo frangente sta uscendo fuori, no? E si sta mettendo in evidenza da parte della squadra di D'Agostino. Va bene, siamo in chiusura. Allora ringrazio Marco Pirono, grazie Marco. Grazie a voi, buona domenica. Questo tuo esordio LCN Stadio, ti aspettiamo anche ai prossimi appuntamenti. Allora, grazie a mister Giulio Invernizzi. Grazie a voi, buon pomeriggio. Buon pomeriggio anche a Fausto Riva, grazie in regia come al solito, fondamentale nel suo apporto. Da parte di Stefano Volotto, ancora delle saluto. Vi ricordo gli appuntamenti, naturalmente mercoledì per Lecco Renate, seguiteci in diretta alle ore 15 con l'LCN Stadio, ma nel pomeriggio naturalmente tutti i contenuti su LCN Sport, sul nostro portale, il nostro quotidiano sportivo, con le foto di Matteo Bonacina, le cronache delle partite, gli highlights in serata della partita. Una buona domenica a tutti e un saluto da parte di Stefano Bolotta, alla prossima. Non prendere impegni, segui la tua squadra del cuore. La partita della Calcio Lecco te la raccontiamo noi. In contemporanea con gli incontri dei blu celesti, LCN Stadio ti terrà compagnia con ospiti in studio, collegamenti telefonici, aggiornamenti dai campi della Serie C e del calcio dilettantistico e tante altre esclusive. LCN Stadio, in diretta su leccochannel.it e lcnsport.it.